Andiamo con la lettura di questo bel libro, questo sogno irresistibile di Léon, questo ingegnere che sogna gli aeroplani, che ne fabbricherà uno. Passano ancora alcuni mesi di quel lungo inverno freddo e ventoso. Il ragazzo aveva così intensificato le ore di volo. Aveva anche dovuto fare i conti con alcuni imprevisti, che solo l'esperienza ti porta a vivere con la necessaria freddezza e lucidità. Sicuramente in questo gli era stato molto utile l'aiuto come suo istruttore mentalmente. Deciso, una volta sostenuto il battesimo dell'aria, che fosse il caso di attendere ancora di raggiungere un ben più alto numero di ore di volo, prima di fare qualcosa che avevo in animo di fare ormai da tempo. Sentì che quel giorno era finalmente arrivato. Si era messo a posto con l'aiuto di un amico carrozziere, una Audi TT incidentata e abbandonata. Eh sì, aveva potuto farlo perché da qualche settimana aveva trovato un lavoro. Si trattava di un ottimo lavoro e perfino ben retribuito. Avrebbe affiancato un ingegnere anziano che stava per concludere un ciclo di formazione ai 2 figli del titolare e si sarebbe ritirato da lì a poco in pensione. Si aprivano ampi spazi di crescita e opportunità per lui, perché era risultato subito evidente come l'azienda scontasse un gap di obsolescenza unitamente a seri punti di domanda sull'adeguatezza dei figli. Quando arrivi alla soglia dei 70 anni e hai fatto sempre così, succede che vivi di rendita, della fiducia acquisita, ma diventi nel contempo un problema. E in una piccola azienda può succedere che si rimandi, con l'effetto che i nodi vengano al pettine tutti insieme. Così Léon aveva capito in pochi giorni che si era trovato al posto giusto, nel momento giusto e doveva impegnarsi buttandoci anima e corpo. Letto questa paginetta di questo creativo, presento subito i graditissimi ospiti. Abbiamo il professor Andrea Marion collegato con noi. Buongiorno professor Marion, grazie di essere qui. E saluto anche Linda Sabrello, Presidente Associazione APS Equestre. Buongiorno. Mi dispiace che non abbia mandato niente, Linda, peccato, perché con i cavalli si poteva far vedere delle cose bellissime, ma non è arrivato niente, mi dispiace. Però io vorrei iniziare proprio dal professor Andrea Marion. Professore, allora questi bacini finalmente sono arrivati gli atti, andiamo a vedere e poi commentiamo. Andiamo a vedere il servizio. La nostra necessità è quella di vedere veramente tutta la documentazione che è in possesso all'autorità di distretto e quindi alla commissaria per poter anche noi capire qual è la modalità con cui si sono svolti finora i vari stadi della progettazione. Una richiesta di accesso agli atti con destinataria all'autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e a formularla con un atto congiunto sono 3 comuni, oltre a Crocetta del Montello anche Vidor e Moriago della Battaglia, questo perché l'area di indagine per la realizzazione del contestato progetto delle casse di espansione è stata estesa. Dagli atti presenti però sul sito del commissario straordinario non si capisce come e in che termini. Vogliamo capire sostanzialmente anche queste voci, questo allargamento che è scritto interesserà i comuni, maggiormente i comuni di Vidor e Moriago. Ci fa pensare, non so, vogliamo delle spiegazioni, quindi spero che questo accesso agli atti venga accettato e ci venga data una risposta in tempi brevi. Nell'atto sottoscritto dai 3 sindaci, con Tormena e Bailo, anche il moriaghese Loris Rizzetto, l'elenco degli atti di cui si chiede l'accesso è lungo e dettagliato. Le indagini geognostiche e analisi di laboratorio preliminari, poi gli esiti sulla modellazione in 2D fino a Ponte di Piave. E poi tutti i verbali delle riunioni tecniche dal 2022 al 2025, comprese quelle che hanno portato al decreto 8 del 23 dicembre scorso, ovvero il progetto di fattibilità tecnica ed economica per un importo complessivo di 250 milioni di euro. Come mai c'è appunto una indagine già del finanziamento quando non abbiamo ancora un progetto definitivo? Insomma, è anche la tempistica che inquieta i sindaci, che con questa richiesta di accesso agli atti tentano di fatto una manovra di emergenza. Di cosa stiamo parlando non lo sappiamo, è nostro dovere nei confronti di tutta la zona, di tutti i cittadini, è nostro dovere andare a chiedere cosa sta succedendo. Allora, professor Marion, cosa ne pensa? Lei appunto ha espresso più volte il suo punto di vista, ma com'è la situazione attuale? Perché è una cosa che coinvolge tutti noi, cioè non è che riguarda solo qualcuno. Prego, professore.
Certo, ha detto una cosa estremamente importante. La risorsa naturalistica che c'è in quella zona è una risorsa per tutti i veneti, in particolare per gli abitanti della provincia di Treviso. Tanto più ci si avvicina a quella zona, ma anche in un raggio un po' più ampio, le risorse naturali sono diventate così scarse ormai che in qualche modo il patrimonio appartiene non solo ai rivieraschi, a coloro che vivono sul luogo, ma anche a una cittadinanza molto più ampia. Nello specifico la storia è abbastanza lunga, ne abbiamo già parlato in passato, ma provo a fare il punto della situazione. In questo momento la decisione, diciamo, è stata messa dal governo in mano a un commissario. Il commissario è il dottor Colaizzi, che è anche che dirige l'autorità di distretto e che ha un mandato a studiare la soluzione per la difesa dalle piene del Piave, ma purtroppo, ed è la cosa che anch'io ritengo il vero vulnus della questione, il mandato alla Colaizzi è quello di occuparsi del Piave concentrando le iniziative e le risposte, diciamo le opere strutturali che devono rispondere alla salvaguardia del Piave, tutte in una zona estremamente localizzata che è quella delle Grave di Ciano. È incomprensibile, l'ho detto più volte, come questo mandato alla Colaizzi sia stato scritto in modo così specifico, localizzandolo in modo così specifico per area geografica. Quale sarebbe stata l'alternativa? L'alternativa sarebbe stata quella ovvia anche da un punto di vista tecnico-scientifico, su questo poi tornerò eventualmente, quella di studiare la difesa del Piave, in particolare del Basso Piave, dove giustamente i sindaci si sentono da anni a rischio. Dopo il 66 non è stato fatto nulla, la condizione è rimasta quella di allora, aggravata dal fatto che le aree a ridosso del fiume si sono urbanizzate, si sono create aree industriali, eccetera, anche con responsabilità specifiche luogo per luogo. Fatto sta che in questo momento il verificarsi di una piena come quella del 66 pone gravi rischi e gravi pericoli. Viene in soccorso da un lato la tecnologia che permette a quei sistemi di allerta di avere delle risposte coordinate in modi molto più intelligenti e appropriati rispetto a quello che era possibile fare 60 anni fa. E quindi da questo punto di vista ci sono delle mitigazioni possibili nei comportamenti in risposta a al possibile evento. Ma soprattutto l'asta del Piave, quando viene guardata con occhi attenti, mostra la possibilità di intervenire su una lunghezza molto più ampia e non solo sulle Grave di Ciano, che tra l'altro è un'area naturalistica di grande importanza, è un sito a protezione speciale che fa parte della rete Natura 2000, quindi sostanzialmente protetto dalla Commissione, dalle direttive europee. Mentre il Piave presenta nel tratto immediatamente a valle, nella zona diciamo che va da Nervesa a Ponte di Piave, almeno una ventina di chilometri di tratto di fiume e di zone golenali prossime al fiume che rappresenterebbero un luogo naturale dove poter agire sulla piena del Piave, tra l'altro occupando zone assolutamente di minor pregio da un punto di vista naturalistico, forse di maggior pregio da un punto di vista economico per quella che è la valutazione venale attuale che si può dare a un terreno coltivato a vigneto piuttosto che a un'area naturalistica. E qui c'è il fondamento del problema, cioè il fatto che noi viviamo un momento storico nel quale stiamo prendendo coscienza del valore dell'ambiente, ma non siamo ancora capaci di dare un valore venale adeguato all'importanza di certi siti. Per cui nel momento in cui confrontiamo il valore di un'area demaniale che è di tutti e di nessuno con delle aree private, magari coltivate a destinazioni agricole molto redditizie, ecco che
il conto economico risulta alterato, diciamo, dallo stato delle cose, che però non rappresenta né la cultura che è in divenire, né come dire, il movimento d'opinione che sia in ambito accademico sia tra la cittadinanza, per esempio tra i figli, tra i nostri giovani, si sta sempre più ampliando, ma nemmeno nelle direttive europee. Quindi diciamo che siamo un po' in ritardo con la capacità di quantificare anche in termini economici il valore di questo patrimonio importante, ormai raro, che sono i pochi siti naturalistici e di importanza per la biodiversità, per la salute, per il benessere umano, un sacco di altre cose, delle quali Gravediciano rappresenta un esempio importantissimo per tutto il Veneto. Vede, professor Marion, io l'altro giorno sono andata a Voi Euganeo, ho preso l'autostrada, sono uscita ai confini tra Padova e Rovigo e ho visto un'opera faraonica enorme, con delle rotonde enormi, con zero traffico. E lei sorride, mi sono messa le mani nei capelli. Allora penso, quanti soldi pubblici sono andati a finire in opere inutilizzate, oppure che avevano scopi diversi ma non sono stati realizzati, ma sono state fatte, perciò i soldi nelle tasche di qualcuno sono andati, a scapito invece di quella che è la vera necessità del territorio, della fragilità del territorio. Io penso che a New York vediamo certe infrastrutture, certi ponti, su un paesaggio poi agricolo, un paesaggio che chiedi ma perché hanno fatto questo? Qual è l'obiettivo? Giustamente quel signore che ha parlato prima diceva ma come si fanno a impiegare 250 milioni che non c'è ancora il progetto oppure non l'abbiamo visto? Ecco, lei capisce che se io parto da nord a sud, a est a ovest, di opere incompiute che non servono a nessuno, con fior di soldi, milioni di soldi pubblici che siamo noi che paghiamo, buttati là. Però quello che veramente rimani proprio imbarazzato e dici ma chi è che dovrebbe controllare e veramente verificare? Perché di biodiversità abbiamo iniziato a parlare da qualche anno, mi sembra. Prima cos'era la biodiversità? Chi se ne frega della biodiversità? Senza capire invece l'importanza di questa parola, ma veramente l'importanza. Però qualcuno la teneva nascosto perché sapeva l'importanza di questa parola, perché abbiamo delle persone altamente preparate, perché si doveva dare spazio alla monocoltura. Allora, su un territorio come il nostro, noi viviamo di viti ormai, si continua a piantare viti, mangeremo foglie di vite e ferri, fra poco non lo so, una monocultura incredibile, senza pensare che un futuro diverso potrebbe succedere. E cosa succede? Che devi fare le colate di cemento per far affluire quest'acqua, perché l'acqua non sa più dove andare. Questa è la verità in parole povere. Siccome hai devastato il territorio, adesso lo devi devastare ancora di più, perché devi contenere l'acqua che non riesci più a contenere. È vero che anche una volta c'erano queste invasioni d'acqua, ma avevamo anche un territorio diverso. Cos'è secondo lei, professor Marion, quello che non si è fatto volutamente, perché non è che manchino le persone, le abbiamo sentite e viste in tanti anni. Il problema è che quelle che fanno veramente il bene del territorio sono messe all'angolo, perché il business supera il buon senso, supera quello che dovrebbe essere la salvaguardia del territorio, conoscendo la fragilità del nostro territorio, perché basta vedere cosa succede anche alle nostre colline quando piove tanto, frana tutto. Allora, professore, tutti passano il cerino, tutti. La colpa non è mai di nessuno, però i soldi sono stati spesi e sono soldi nostri. Non le sembra che prima di decidere di fare qualcosa di così importante, di così costoso, dovrebbero interpellare i cittadini, quelli che pagano veramente, che siamo noi, almeno sentire l'opinione di queste persone che poi, se l'opera andrà a cattivo, proprio nella maniera più totale sbagliata, il problema è che il politico passa, i danni ce li teniamo noi. E che danni? Prego, professor Marion.
Allora, guardi, c'è sicuramente l'evidenza che in qualche caso il malaffare, l'interesse personale, la corruzione possa essere intervenuta soprattutto laddove ci sono grandi appalti pubblici. Questo è pacifico, lo sappiamo tutti come cittadini ed è sotto gli occhi di tutti. Io però devo spezzare un po' una lancia sul fatto che esiste anche una questione culturale legata alle grandi opere. E provo a spiegarlo. C'è qualcosa che ha a che fare col cambiare delle generazioni e il passare delle generazioni. Io ad esempio sono ingegnere idraulico, sono cresciuto, mi sono formato nel Novecento tra Padova e gli Stati Uniti e devo dire che vengo da un mondo, quello del Novecento dell'ingegneria, che era caratterizzato da una figura dell'ingegnere alla quale veniva chiesto di risolvere i problemi senza troppo mettersi in relazione con altre competenze e con altre dimensioni del sapere, senza fare quello che si chiama l'allineamento dei saperi a cui siamo tutti tenuti oggi, a cui badiamo tutti molto oggi. Tutta la mia attività scientifica recente è interdisciplinare, lavoro con ecologi, lavoro con geografi, con geomorfologi, con architetti del paesaggio, mentre nel Novecento c'era questo, io ho anche definito questo termine proprio per voler fare polemica un po' della mia generazione con quella precedente, ho definito un po' idraulicismo l'approccio che c'era nel Novecento. Perché? Da cosa nasceva? Beh, un po' è sempre stato il frutto dell'approccio emergenziale. Quando noi dobbiamo gestire il territorio e ci lasciamo prendere dall'emergenza, dalla risposta istantanea, immediata, dopo che i grandi eventi avvengono, cioè in assenza di studio preventivo, noi tendiamo ad eliminare, a togliere di mezzo quella fase di analisi culturale che deve fare la politica, soprattutto la politica locale, nella quale intervengono i sindaci, intervengono quelli che si chiamano stakeholders, le comunità locali, gli interessi, i vari portatori di interessi del territorio, vengono un po' bypassati. L'emergenza fa sì che parlino i tecnici da un lato e poi si passi subito alla decisione, saltando la fase, secondo me, ormai più importante. La fase più importante è quella appunto dell'analisi culturale degli interventi, che hanno a che fare con i molteplici rapporti che hanno le opere e la gestione degli ambienti, come i fiumi in questo caso, con la vita nostra, perché un fiume non è più solo difesa dagli allagamenti, è anche risorsa per l'agricoltura, è anche risorsa per la produzione elettrica, ma è anche risorsa per il benessere, per la salute, per il paesaggio, per il nostro tempo libero, eccetera. Quindi c'è un po' di cultura anche che va evolvendo e che migliora il modo in cui si pensa all'intervento sul territorio. Non è solo colpa del malaffare, almeno ciò che è stato fatto in passato non è solo colpa del malaffare, che nessuno nega, ma è anche un po' la conseguenza di una cultura ancora non completamente sviluppata. Tenga presente che l'ingegneria, in particolare l'ingegneria idraulica, di cui posso parlare a ragion veduta, è una materia che appare una materia antica, no? Una materia che sia ormai così vetusta da non subire più cambiamenti. In realtà sta subendo delle trasformazioni copernicane. Il modo in cui ci approcciamo ai problemi oggi è completamente diverso da quello col quale che io sentivo raccontare dai miei professori all'università. Cioè quello che dico io adesso ai giovani studenti di ingegneria è molto diverso da quello che mi sentivo dire. Io ho avuto la fortuna poi di andarmene negli Stati Uniti per un lungo periodo e di entrare per fortuna in contatto fin da giovane con con dei nuovi programmi che stavano già introducendo l'interdisciplinarietà. Gli Stati Uniti spesso, adesso magari si fa fatica a guardare agli Stati Uniti come un riferimento, per molti aspetti come un riferimento virtuoso, ma devo dire che per la mia generazione gli Stati Uniti, soprattutto in ambito accademico, avevano questa capacità di anticipare un po' i tempi. Sì, non però a caso vede, professor Marion, il problema è che lei ha detto ci spiegava, io ho avuto dei professori, mi spiegavano, mi insegnavano,
ma anche noi avremmo diritto di sapere questo. Ecco, i comitati di quartiere, che una volta erano importanti perché il cittadino partecipava e veniva spiegato cosa succedeva nel territorio, quando hanno capito che il cittadino non era così stupido, capiva benissimo quello che diceva e magari si opponeva, allora cosa è successo? Hanno detto che erano tutti ambientalisti e dicevano sempre no a qualsiasi cosa. Questa è la verità. Invece avevano capito benissimo che c'erano dei cittadini molto preparati che capivano che quell'opera non andava fatta, che volevano dire anche loro la sua, perciò cosa hanno fatto? Hanno eliminato questo importante organismo che era quello l'ascoltare il cittadino che paga le tasse e paga anche i loro stipendi. Perché io penso che quando viene spiegato nella maniera, io vedo anche qua, quando ho gli ospiti, compreso lei, che siete eccellenze del territorio, la gente capisce benissimo. Non è che siamo proprio così sprovveduti che non riusciamo a capire. Per carità, poi ognuno può fare le proprie riflessioni, chi a favore, chi contro, però riusciamo a capire quello che uno dice. E poi quando voi avete proprio un senso proprio grande di quello del sentire, decidete quello che fare. Però noi abbiamo diritto, e sono soldi nostri, professore, sono soldi nostri. E non è possibile che noi non riusciamo. Allora ci dicono culturalmente non siete preparati. E preparaci. Comincia, ecco, a Cuba, che avete visto come sono presi, c'è il confronto. Io la spiego in parole povere, tra diciamo sindaco, assessori e il popolo che si siede davanti e dimmi cosa hai fatto, qual è l'opera che ti avevo detto di fare che ci serviva e tu dovevi farla, perché non hai realizzato. C'è questo confronto, si siedono fuori, è vero, dell'abitazione dell'assessore, ecco, io vi parlo in parole povere e dico adesso ci spieghi com'è andata la giornata e cosa hai fatto. Capite che veramente siamo stanchi di pagare cose che non riusciamo neppure a capire se servono, se non servono. Se servono ce lo spieghi, se non servono ce lo spieghi. Tutti questi soldi a chi vanno? Perché la trasparenza dovrebbe essere sovrana. Invece, allora sentiamo cosa ne pensa anche la nostra Linda Sabrello, invece, visto che parliamo di natura, di animali, di cavalli. Ha sentito, Linda, che bello vedere questi animali correre nelle praterie, fra poco correranno nel cemento, abbiamo visto cosa è successo anche recentemente. Ecco, quanto importante è la natura per questa meraviglia che è il cavallo, questo animale fantastico che noi non riusciamo neppure ad apprezzare perché ce lo fanno vedere poco. Dobbiamo veramente cercare invece che anche per le persone, per i diversamente agili, per veramente tutti noi l'importanza dell'animale qualunque sia. Prego Linda. Beh, il riallinearsi con la natura e il stare in contatto con l'animale è una cosa assolutamente importante, l'abbiamo vista anche dopo il Covid, quanto comunque le persone hanno cercato di tornare nella natura e avere un ambiente naturale sano, ben curato e ben tenuto è estremamente importante ed è bello anche attraverso l'equiturismo e il cavallo conoscerlo in maniera molto poco invasiva e con un turismo lento ed ecologico, direi. Cosa dicono le persone che arrivano da voi per respirare aria sana, ammirare questa meraviglia che è il cavallo, questa disciplina? Cosa sente? Ecco, com'è il sentire in questo momento delle persone che sempre di più chiedono a spazi verdi, aree verdi, vediamo anche nelle zone del mare o anche della montagna, cioè si cerca sempre di avere molto verde, molto passeggiate. Ecco, cosa sente Linda? Quello che ci riportano è grande serenità, appunto un incedere lento, un tempo non frenetico e soprattutto un tempo non giudicante, perché il cavallo è assolutamente un animale non giudicante che permette una relazione diretta e senza filtri, che non ha bisogno di orpelli, di sovrastrutture, di mostrarsi qualcuno che non si è. Ti rimette proprio sulla linea proprio base delle tue emozioni e quindi aiuta sì le persone con difficoltà, ma aiuta chiunque di noi abbia bisogno di un momento molto focus su se stesso.
Guarda, Linda ha usato una parola molto importante. Le persone chiedono di rallentare, di non avere questi ritmi frenetici. Sentiamo anche Rinaldo da Venezia, apriamo il centralino, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Nil Piave lo conosco bene perché aveva una casa a Quero. Ciao Mirella. Sì, ti abbiamo sentito, vai. Lo conosco bene perché aveva una casa a Quero e andavamo su Piave a nuotare, te parlo di 50 anni fa. Ma tutte le opere idrauliche, che io devo fare. Cioè, bisogna chiedere a vedere ai cittadini che vivono nel posto. A me che venga il tecnico da Roma, da Milano, che sia un scienziato, non mi interessa niente, è il mio paese, voglio che mi spiega cosa che si devo fare di buono e di utile per dove che vivo io. Ma ormai il popolo non si è più ascoltato a nessuno, non gli interessa niente. Sono diventati tutti i direttori, tutti gli ingegneri, tutti i presidenti, e la povera gente non serve più, serve solo che ori. Però il mondo va avanti lo stesso, il mondo non si rovina, perché si crea da solo, si salva da solo il mondo. Siamo noi altri che rovineremo il mondo. Dobbiamo fare il green, ma il green è cosa? Abbiamo 9.000 chilometri di piste, 10.000 chilometri di sabbia. E cosa facciamo? E sfruttiamo solo che skate, perché vogliamo sapere skate. Allora adesso non ha più sabbia per dare alla gente. E ha fatto tante case che la sabbia per chi che va, non c'è più ombrelloni, perché non c'è il posto e c'è troppa gente. Fa l'ingordigia, dovendo steccare, gli rovina tutto. E poi un'altra roba ti dico altro. A noi altri vuoi insegnarne tutto, addirittura come che si mangia, come che beviamo, cosa che sia frutta, verdura, formaggio, ma devi insegnarmi agli altri gli obesi, che siamo nati con la fame, che non ne era neanche uno obeso, neanche pagando a peso di oro, Mirella. I genitori non va bene, questo non va bene, però va bene andare a mangiare, bere in giro per tutto. Ogni festa 15 milioni di italiani parte, altri 15, ma cosa ne conti? Allora che siamo vecchi, ma non siamo i basta mai. Quello che si è fatto adesso, io ho fatto i miei altri vecetti, hai capito? Perché se non è vera, non l'avremo neanche io oggi a piangere. Grazie Rinaldo, grazie, riflessioni a voce alta del nostro Rinaldo da Venezia. Allora Linda, quanto importante è l'attività equestre? Io ho fatto anche questa attività a Villa Margherita con questi diversamente agili, queste persone meravigliose. Devo dire che il cavallo è un maestro di vita per loro, persone, bambini che non riuscivano neppure a rimanere eretti quando salivano in groppa al cavallo. Vedevi che l'andatura era un'altra, e soprattutto questi genitori che sono sempre apprensivi. Io mi ricordo le ragazze che dicono: signora, guardi che il cavallo non vede mica che è il problema di suo figlio, è lei che lo sta notando, non il cavallo, lasci che facciamo noi. Ecco, questi genitori che non riescono a capire invece l'importanza della persona, della figura, e con questa attività fondamentale. Prego Linda. Allora, in realtà le famiglie e i genitori cominciano a capirlo molto bene, perché purtroppo ancora questa attività non è un'attività che può essere prescritta come vera e propria terapia. Il Veneto si sta un po' muovendo in questo senso, ma anche a livello nazionale non è ancora una terapia complementare prescrivibile dal medico, quindi c'è sempre un cortocircuito che si parte dalla famiglia con una persona con difficoltà che viene in maneggio e ci chiede se è possibile fare qualcosa perché hanno sentito che il cavallo fa bene. Però anche uscendo dalla parte proprio educativa terapeutica, il bello di fare attività con persone con difficoltà in un maneggio è che non è un ambulatorio, non è uno studio medico, siamo appunto in mezzo alla natura e
in un campo c'è mio figlio con difficoltà che fa la sua attività, nell'altro campo ci sono degli altri bambini che fanno equitazione e tutto si riporta a uno spazio di normalità in cui il genitore è un altro genitore che guarda suo figlio sul cavallo e le garantisco che le difficoltà non si vedono perché sopra il cavallo siamo tutti messi nello stesso modo ed è anche l'unico sport, per esempio, in cui maschi e femmine gareggiano insieme perché è proprio il legame e il binomio che si crea fra persona e cavallo che conta, non quello che è il cavaliere, ed è questa la cosa più importante che comunque porta beneficio anche a tutto il nucleo familiare, non solo al bambino o alla persona stessa che sale sul cavallo. Adesso siamo curiosi, vogliamo sapere anche, chiediamo a Linda Sabrello che è collegata da Verona, perciò capiamo anche dov'è, questa passione quando è nata e perché è nata, Linda, ecco, quando è che hai sentito questo amore per questo animale meraviglioso di aprire questo centro equestre, prego, e che squadra allora, hai, prego. La passione era di mio papà e il maneggio l'abbiamo aperto dal 2012 poco distante dal centro di Verona, in una villa storica che si chiama Corte Molon, però i cavalli li abbiamo sempre avuti a casa da quando avevo 6 anni e in realtà appunto abbiamo provato in prima persona la grandezza del cavallo e della relazione che può portare, perché io ho una sorella gemella in carrozzina e grazie al cavallo la mia famiglia non si è chiusa in se stessa, ma ha scoperto persone meravigliose, abbiamo fatto trekking, abbiamo fatto raduni, abbiamo scoperto amici, luoghi e quindi abbiamo deciso, quando abbiamo avuto l'opportunità di strutturare un'attività vera e propria, secondo le normative ovviamente che ci sono in Italia, di dare quello che il cavallo ha dato a noi a più persone possibile, creando un maneggio sociale appunto a Corte Molon. Avete capito quante opportunità. A questo punto andiamo in pubblicità. Stiamo discutendo da 60 anni a questa parte di un problema che è immanente sulla testa della gente e che potrebbe portare, dal punto di vista della sicurezza idraulica, disastri sia nella parte bassa della provincia di Treviso, sia ovviamente nel tratto terminale del Corso del Piave. Fare in modo che le cose da fare siano sempre spostate, no? In avanti. E uno dice, spostati in avanti per far meglio. No, qua sono spostati in avanti per far peggio. Luigi Dalpaus, ingegnere idraulico, docente emerito all'Università di Padova, conosce il Piave come pochi altri e non ha mai nascosto la necessità urgente di mettere in sicurezza un fiume nel quale una piena come quella del 66 avrebbe effetti devastanti. Da 60 anni, da quando dopo la grande alluvione venne istituita la Commissione De Marchi per la sistemazione idraulica dell'intera asta del fiume, si continua a parlare di una messa in sicurezza che ancora non c'è. Dalpaus è categorico. È giusto che uno che ha un'idea la enunci, ma è anche altrettanto giusto e sacrosanto che chi esprime certe posizioni tecniche che possono avere gravi conseguenze sulla popolazione si assuma anche la responsabilità di quello che dice e che quando Dio non volesse arrivasse un evento confrontabile con quello del 66, pagasse le conseguenze della sua posizione. Allora, professor Marion, io ho avuto proprio l'ingegnere Dalpaus poco tempo fa, avevo anche un contraddittorio, era il comitato di Crocetta del Montello, questi rappresentanti, ma non c'è verso che qualcuno cambi idea, ognuno rimane sulle proprie posizioni. Adesso vorremmo sentire anche da lei, anche lei ha avuto il contraddittorio qui da me col professor Dalpaus, cosa ne pensa di questo professore, di questo ingegnere emerito idraulico che però continua a dire che bisogna
agire, basta parlare e fare in quella zona. Prego. Io arrivo subito da lei, ma mi permetta di prendere un minuto, perché si è parlato di cavalli. Io non posso non ricordare di aver avuto un nonno in quel di Vedelago, si chiamava Angelo Pellizzari, faceva l'allevatore di cavalli, e voglio dirlo qui pubblicamente che mio nonno mi portava in stalla, io bambino, e mi diceva: Andrea, guarda chi cavai tante volte capisse de pi degli omani. Ecco, volevo prendermi questo Ha fatto bene, minuto professore, per ricordare mio nonno. Fatto benissimo, prego. Adesso veniamo dal Paus. Allora, io dal Paus, che è stato anche un mio professore, devo dire, parecchi anni fa, e di cui in qualche modo raccolgo in parte l'eredità, perché tengo lo stesso corso all'università che teneva lui allora. Ma su alcune cose siamo assolutamente d'accordo, cioè che si debba fare qualcosa è pacifico. Anzi, anch'io mi chiedo come mai per 60 anni non si è fatto nulla. Poi mi rispondo anche, attenzione, se si fosse fatto quello che diceva la Commissione De Marchi, che era fatta dai migliori colleghi miei di allora, si sarebbero fatti degli errori clamorosi. La diga di Falzè che avevano immaginato sarebbe stato un errore colossale, con degli effetti collaterali terribili. Solo che allora la conoscenza su questa materia non era ancora all'altezza a cui è ora, e non permetteva di capire che ci potevano essere delle conseguenze terribili. Un po' come è avvenuto, mi permetta, faccio un confronto che è molto importante, forse anche eccessivo, però un po' quello che è successo nel Vajont. Quando la componente tecnico-scientifica va oltre i propri limiti o non riconosce i limiti della conoscenza per il proprio tempo, a volte fa il passo più lungo della gamba. Ecco, la diga di Falzè sarebbe stato un errore clamoroso, ma lo sappiamo ora, non lo si sapeva allora. Ad Alpaus io vorrei chiedere come mai, dopo che è uscito il piano stralcio nel 2010, non si sia cominciato a fare quella cassa di laminazione a Ponte di Piave, che era la prima prevista da quel grande studio che aveva fatto l'autorità di distretto. Perché è vero che adesso non si è ancora fatto nulla, ma è anche vero che nel 2010, cioè 16 anni fa, si poteva cominciare, e a Ponte di Piave ci sarebbe già una cassa di laminazione importante che era la prima prevista da quel piano. Ora, qualcuno quel piano lo ha voluto stralciare, era un piano stralcio, probabilmente aveva sta parola che era destino che venisse stralciato, d'accordo? Però in realtà era un piano che aveva molto più senso di quello che si fa adesso dal mio punto di vista, ma non solo dal mio. Guardi, c'è un documento che ha preso in mano, che ha preso in mano la consigliera regionale Brescacin. Ha preso un documento scritto a 8 mani da 4 docenti universitari dell'Università di Padova, io e 3 altri colleghi, che spiegano perché l'approccio attuale che si concentra su Ciano sia sbagliato rispetto a un'ipotesi di intervento su tutta l'asta del Piave che va praticamente da Vidor, ma soprattutto da Nervesa fino a Ponte di Piave. Quindi è sul dove che io e Dalpaus non siamo assolutamente d'accordo. Sul come sul fatto che si debba fare siamo ovviamente d'accordo, siamo entrambi ingegneri idraulici, ma è assolutamente dove e sul valore che diamo al territorio e alle sue funzioni che siamo in assoluta divergenza, secondo me anche legata alla generazione diversa a cui apparteniamo. Ecco, vorremmo anche capire proprio l'importanza del parere della Regione in questo momento. Cosa può fare la Regione? Prima c'era una Regione, un Presidente, adesso ce n'è un altro. Cosa vede lei e secondo lei come si dovrebbe muovere la Giunta regionale? Prego. Allora, il commissario ha un mandato, io non do colpe alla Colaizzi, vediamo bene, cioè il commissario viene incaricato dal governo e fa quello che gli viene chiesto di fare. Ora, il progetto che ha presentato la Colaizzi è un progetto che probabilmente è estremamente impattante, è terribile dal punto di vista degli impatti sulla zona di Ciano, però era difficile fare diversamente. Quando ti chiedono di creare 100 milioni di metri cubi di invaso
in un fazzoletto di terra ristretto, cosa vuoi fare se non fare quello che sta proponendo l'autorità di bacino? Quindi il problema non è lì. Il problema è nel mandato che è stato dato alla commissaria dal governo. Secondo me è palesemente sbagliato il testo dell'incarico che blocca su Ciano, su un'area molto ristretta, l'intervento. Ora, la Regione, in particolare il consigliere Brescarcin, prendendo atto di alcune valutazioni tecnico-scientifiche fatte appunto a più mani, quindi non sono solo io, siamo in parecchi studiosi, tra l'altro tutti della mia generazione, non a caso, a dire un po' le stesse cose, a convergere sulle stesse cose, siamo convinti che si debba rivalutare l'area sulla quale intervenire per salvare il Basso Piave. Si deve salvare, ma si deve salvare altrove, o anche altrove e non a Ciano. Quindi adesso quello che può fare la Regione è questo: c'è una mozione della consigliera Brescaccin che credo sia calendarizzata. Adesso io non vorrei dire qualcosa di sbagliato perché non faccio il consigliere regionale, quindi le cose della politica, le procedure possono anche sfuggirmi, però mi pare che sia calendarizzata e che quindi il presidente Zaia la debba portare in valutazione ai voti. A quel punto le componenti politiche del Consiglio regionale possono esprimersi e qualora trovassero, come io mi auguro, ma come i cittadini credo si debbano augurare tutti in Veneto, devo dire che alcune forze politiche... Professore, mi scusi, ma guardi che c'è Stefani adesso, dobbiamo dire, perché lei ha nominato Zaia, ma adesso dovrà prendere la decisione. No, certo. No, ma Zaia è presidente sì, del Consiglio, quindi è lui che calendarizza le operazioni. Ho detto Zaia apposta. Sì, ma io vorrei anche far capire che c'è anche una nuova commissione, fortunatamente, vedremo se qualcosa cambierà, professor Marion, perché sennò non ne andiamo fuori. Aspetti, la interrompo perché sennò mi cade la linea e siamo già quasi in chiusura. Abbiamo Antonio da Padova. Vai Antonio. Sì, pronto, buongiorno, Antonio da Mestre. Ah, per Mestre, scusa Antonio. Sì, no, nessun problema. Dunque, io volevo soltanto porre una domanda molto semplice. Vi sto ascoltando e volevo semplicemente, io non ho nessuna competenza in merito, per cui non posso entrare nel merito, però faccio soltanto alcuni cenni storici. Allora, mi domando come mai i Romani e la Repubblica Veneta ha messo mano nel territorio con opere idrauliche che ancora oggi sono attive e funzionanti, non avendo a disposizione né i laser né i satelliti e né tutti quanti i vari componenti tecnologici che oggi abbiamo. È una domanda: come mai loro riuscivano a porre mano nel territorio e senza creare problemi, e oggi non riusciamo assolutamente neanche a innalzare un bacino di laminazione? Questa è un po' la mia domanda. Grazie Antonio, salutiamo Antonio da Mestre. Professor Marion. Una bella domanda, bellissima domanda. La competenza della Serenissima in termini di idraulica è riconosciuta, rinomata. Sul fatto che facessero delle cose meglio di come si possono fare adesso io dissento completamente, perché c'è un fatto fondamentalmente diverso ed è la vulnerabilità del territorio. Si viveva in ambiti nei quali l'uso del territorio, intanto la popolazione era estremamente più rarefatta, la densità di popolazione era meno, e poi i terreni avevano un uso meno intensivo di quello attuale, con degli impatti economici straordinariamente diversi. Pensiamo all'economia della Serenissima, che era un'economia di mare, il territorio di terra era sostanzialmente agrario e un po' anche di profilo tutt'altro che intensivo, ma insomma erano tempi molto diversi, per cui la percezione e il rapporto col territorio delle opere idrauliche è completamente cambiato. Questa analogia è difficile da fare. In ogni caso anche le opere della Repubblica Veneziana in occasione degli eventi estremi andavano in crisi, perché è pacifico che questo accada. Poi bisognerebbe entrare un po' nel dettaglio tecnico e non credo sia questa la sede opportuna per andare oltre. Molto chiara la risposta del professor Marion. Allora andiamo adesso invece a Padova, andiamo a vedere turismo e cavalli. Andiamo a sentire e poi commentiamo con Linda Sabrello.
Scoprire il territorio attraversando i paesaggi più belli a cavallo, un turismo lento che punta a valorizzare le aree rurali, ma anche le imprese, il mondo agricolo e gli operatori turistici. Anche Padova e il suo territorio puntano a sviluppare questo modello nell'ambito del progetto Italia con il cavallo. Il nostro obiettivo è quello di sdoganare il concetto dell'equiturismo portandolo alle realtà che vogliono conoscere il cavallo, quindi non solo per amazzoni e cavalieri, ma anche per coloro che vogliono vivere una giornata in mezzo al verde o una vacanza in una fattoria didattica dove il cavallo è un forte mediatore culturale e di relazione con la natura. A Palazzo della Ragione, con il suo maestoso cavallo ligneo del 1466, si sono trovati enti locali, organizzazioni agricole ed operatori economici per dare vita ad una cabina di regia territoriale per sviluppare percorsi attrattivi. È una nuova modalità di far scoprire il territorio padovano grazie appunto all'esperienza a cavallo, che diventa un vettore privilegiato per promuovere appunto la nostra terra, la nostra bellissima terra disseminata di bellezze architettoniche, paesaggistiche e storiche, grazie a un turismo lento, un turismo sostenibile, un turismo a contatto con la natura che può diventare una grande opportunità di sviluppo grazie al sistema, un sistema che vede ovviamente la città di Padova al centro, ma i territori protagonisti. Il cavallo diventa un elemento chiave capace di attirare esperienze turistiche autentiche, immersi nella natura, ma anche un forte richiamo con la nostra storia. Indubbiamente il cavallo, l'idea del cavallo Italia è un grande progetto che mette assieme, la dimensione turistica con la dimensione culturale. Il progetto che si sta sviluppando infatti ha un preciso obiettivo: creare una connessione tra i luoghi e la tradizione culturale venetica del cavallo. Voi dovete pensare che c'è un'antichissima tradizione, Esiodo, Euripide, Strabone parlavano spesso degli iperborei dei bei cavalli, dei veneti, dei bei destrieri. In questi fine settimana la provincia di Padova diventa meta di turisti che sempre più scelgono una forma di vacanza lenta, a contatto con la natura, e i Colli Ugani sono il paesaggio e i luoghi di riferimento per lo sviluppo del turismo rurale rigenerativo legato al cavallo. Stiamo lavorando molto sulla costruzione di povie, di sentieri per la perlustrazione dei nostri colli con questo meraviglioso animale che ha segnato la storia dell'uomo fin dall'antichità. È un modo per vivere il nostro parco, di scoprire le bellezze naturalistiche, paesaggistiche del nostro parco. Allora, Linda Sabrello, cosa vorrebbe aggiungere e dire a queste persone, equiturismo, cambiamento culturale, però se la fanno e se lo godono? Io non vedo mai i giovani, che forse anche loro potrebbero dare anche dei segnali anche importanti, perché sono molto vicini alla natura, e soprattutto anche capire gli addetti ai lavori cosa dicono. Lei ad esempio sapeva di questa riunione, le ha sentito parlare? No, di questa riunione a Padova non sapevo, però il mondo del cavallo ha molte linee di pensiero, molti gruppi, non è proprio così coeso. In ogni caso è vero che appunto il cavallo può essere un modo per scoprire il territorio veneto e il territorio italiano. Infatti anche a Verona, insieme a Fiera Cavalli e al Comune di Verona, sono state tracciate delle equivie che partono da Cortemolon, quindi dal maneggio che gestisco, e attraverso il fiume si può arrivare in Piazza Bra, si può arrivare a Castel San Pietro, a Ponte Pietra, nei posti più belli della città a cavallo, ma anche conoscere le colline circostanti e poi i Monti Lessini di Verona, quindi anche il territorio veronese si sta attrezzando per avere la possibilità di conoscerlo a cavallo. Ovviamente saliamo su un animale, su un essere senziente, e quindi bisogna avere anche una certa competenza e non avere paura, ecco, perché bisogna avere comunque una piccola gestione del cavallo. Linda, abbiamo sentito anche questa parola, fattorie didattiche, era sparita, ma prima una volta se ne parlava
di più, adesso meno. Io ho avuto anche un ospite, ha detto è molto impegnativa, molto costosa, bisognerebbe supportarla. Lei cosa ne pensa e quanto importante sarebbe anche per i bambini, per le famiglie, per i ragazzi queste fattorie didattiche con questo importante strumento che è l'animale in generale? Prego. Allora, per le famiglie e i bambini è importantissimo che tornino comunque a muoversi liberamente, a sperimentare, a sporcarsi, a giocare, a vedere le diversità, e quindi tutto quello che permette questo è molto importante. È vero che è complesso gestirlo, sia le fattorie didattiche che comunque i maneggi, perché la burocrazia è sempre di più, ogni anno si aggiungono leggi e burocrazia e controlli, in alcuni casi anche molto giusti, perché comunque negli ultimi anni si è riconosciuto il lavoro anche dell'istruttore di equitazione, dell'istruttore sportivo come lavoro che prima non era, quindi tutto si fa anche in meglio, però stiamo diventando davvero delle aziende senza anche la formazione per la gestione di un'azienda, quindi è tutto in divenire. Però nonostante la fatica e le difficoltà e anche il costo per gestire, per mantenere degli animali, le garantisco che quello che mi ritorna e ci ritorna per chi fa questo lavoro è estremamente maggiore. Non c'è niente di così ripagante di una famiglia che sta bene, di un bambino che ride e di qualcuno che ti dica io qua mi sento a casa, io voglio tornare, il mio cavallo è il mio migliore amico, quindi questo ripaga davvero di tutto. Guarda, intanto grazie Linda per quello che hai detto, è una cosa molto importante, ma soprattutto capire che forse invece di farsela e godersela sarebbe utile che invitassero anche gli addetti ai lavori per sentire anche l'impegno, ecco, la particolarità di quel luogo, di quell'evento che verrà fatto. Io sono dell'idea, giustamente Linda ha detto non siamo coesi, dimmi Linda dove siamo coesi, se trovi un qualcosa che dove siamo coesi io ti do la medaglia, guarda, perché è continuamente dire non siamo coesi, se la fanno, se la godono, noi veniamo a sapere le cose dopo per vari motivi, per un passaparola, invece di capire che veramente gli addetti ai lavori dovrebbero essere invitati, soprattutto i giovani, come ha detto il professor Marion. Io mi ricordo mio nonno quello che mi diceva, forse ascoltare tutti, dobbiamo ascoltare questi giovani, sì, ma non lo fate voi, chi è che lo deve fare? Perciò grazie veramente a Linda Sabrello. Adesso andiamo a vedere questi libri, ecco, del professor Marion, vediamo questo libro, il primo libro, vediamo la copertina che ha mandato, Oro Veneto, vediamo se è quella, libro questa è una Oro sorpresa, Veneto, non me l'aspettavo. Eccolo qua. Allora, cosa rappresenta questo libro, professore? Pensavo di essere qui, adesso mi devo togliere virtualmente la giacca da docente universitario e divento un dilettante scrittore. Allora, questo è il mio quarto giallo. Io ho scritto una serie di gialli, ho dato sfogo a questa mia passione repressa dopo anni di studi scientifici. Ho scritto una serie di 4 romanzi nei quali il mio editore mi dice che ho la caratteristica di aver inventato il primo personaggio letterario che è convintamente venetista, cioè molto veneto ma anche convinto e identitariamente veneto. Questo commissario Amedeo Martoni, che si chiama Martoni ma poi si scopre in uno dei libri che in realtà il suo cognome sarebbe stato Marton, solo che Martoni hanno sbagliato in anagrafe a scriverlo, quindi è veneto anche il suo cognome. E questi gialli parlano di Veneto di oggi, si calano, hanno anche un carattere internazionale per alcune cose che adesso faccio fatica a spiegare in breve tempo, però parlano soprattutto del Veneto di oggi, soprattutto di quel sentirsi veneti che ha delle proprie specificità e che io ho scoperto nel tempo man mano crescendo, ma anche andando all'estero e rischiando di perdere quell'identità
a cui poi ho scoperto di tenere così tanto da poter anche compromettere parte di quelle che poteva, cioè alcune scelte di carriera le ho fatte proprio per restare nella mia terra. Lei sa quanto io possa avere un legame con la mia terra. Oro Veneto, non a caso si intitola così, è il quarto e ultimo della serie e parla di un Veneto che finalmente prende coscienza di se stesso e che esplode nell'affermazione della propria identità. Il tutto dietro un giallo che è ambientato sulle colline, sulle nostre colline, attraverso un personaggio un po' particolare di cui non riesco adesso a raccontare troppi dettagli. Beh, leggeremo il libro. Io ringrazio veramente il professor Andrea Marion di essere stato con noi, ordinario di idraulica e soprattutto cittadino della Marca, come lui ama precisare. Ringrazio ancora Linda Sabrello, questa presidente associazione APS Equestre, che ha fatto capire l'importanza anche di ascoltare le loro voci. Gli addetti ai lavori dovrebbero fare anche questo. Grazie, grazie, grazie. Pubblicità. Oggi al campo del San Luigi per la festa del sacrificio, una delle due importanti feste islamiche che vengono celebrate poi sempre qui a San Luigi. I fedeli stanno piano piano arrivando e ovviamente riempiranno questo campo, come sempre c'è moltissima partecipazione, ci saranno anche le autorità civili. Presidente, il significato dunque di questa festa, di questa celebrazione? È un giorno di festa gioioso dove tutti i musulmani del mondo si radunano in preghiera, ma soprattutto per fare una grande riflessione e seguire l'esempio del profeta Abramo, che è stato messo alla prova da Dio e gli è stato ordinato di sacrificare il figlio e lui lo stava facendo. Dio gli ha mandato l'arcangelo Gabriele con un montone e ha salvato il figlio e diciamo questo è un segno di obbedienza, un segno di umiltà che noi dobbiamo seguire come musulmani in tutto il mondo. Il sacrificio che facciamo noi non è tanto sacrificare gli animali quanto sacrificare il nostro tempo per il prossimo, i nostri averi, i nostri soldi, che possiamo aiutare i poveri e quelli che sono rimasti dietro, i rifugiati, gli oppressi. Un giorno di profonda riflessione perché nel mondo ci sono molte tragedie in atto. Quindi una preghiera anche per tutti coloro che stanno soffrendo, per quei popoli che stanno vivendo in guerra. Assolutamente, il nostro pensiero va alla popolazione civile di Gaza, alla popolazione del Sudan che soffre una carestia e guerra anche là, all'Ucraina, al Libano, a tutte le parti del mondo dove c'è sofferenza. Ed ecco noi e ringrazio l'assessore di Pieve di Soligo al commercio, al turismo, Mohamed Amouche. Grazie Mohamed di essere Grazie, qui. buongiorno. Ci tenevo tanto ad averlo ospite, prima per capire com'è la situazione con questa violenza inaudita e soprattutto abbiamo sentito anche Abdallah Khazagi, ecco l'importanza di far capire invece che c'è una realtà diversa, che ci sono delle persone veramente che cercano di integrarsi al massimo, di dare dei messaggi di pace, di collaborazione. Però quello che vediamo sono gli esempi negativi e quelli dividono sempre di più. Allora, cosa vuole dire, Assessore? Lei è anche Presidente di, perché so che ci tiene a dirlo, prego Amouche. Sì, buongiorno, intanto grazie per l'invito. Sì, diciamo che sono Presidente anche di GIM, Giovani Italo-Marocchini,
proprio perché sentiamo il bisogno come ragazzi di seconda e terza generazione di valorizzare, io dico sempre siamo sia italiani che marocchini, perché i ragazzi che conosco, che fanno parte di questa rete, sono ragazzi che sono nati o cresciuti in Italia e che comunque hanno fatto la loro vita in Italia, quindi sanno tanto dell'Italia, sanno bene come funziona l'Italia e sanno poco addirittura del loro paese di origine, in questo caso il Marocco. Quindi insieme cerchiamo di valorizzare la cultura marocchina e la cultura italiana, perché siamo portatori di due culture ed è questa, per me è un vanto, questa è una fortuna avere la possibilità di rappresentare queste due culture che amo al 100% tutte e due. E sappiamo bene che stiamo vivendo un periodo non tanto bello, perché fa tanto notizia la cosa negativa e non vengono valorizzate le cose, gli impegni, i sacrifici che vengono fatti da tanti giovani, ma anche dalle prime generazioni in tutto, perché loro hanno fatto un lavoro molto importante negli anni 90, che non sapendo la lingua, non sapendo come muoversi, sono stati bravi a integrarsi nel tessuto sociale italiano, contribuendo anche alla manodopera nel nostro territorio, che oggi è un valore aggiunto e che però in questi ultimi periodi sembra quasi che si vuole snobbare, non valorizzare più, perché fa più notizia la persona che fa qualche danno, però ricordiamo sempre che di ogni popolo ci sono le cose belle e le cose brutte e cerchiamo di essere sempre più propensi a collaborare insieme, perché le cose che succedono non sono cose, danno un danno prima di tutto alla nazionalità che riferisce. Quindi quando sento magari una persona di origine marocchina che fa qualche cosa di negativo, sono il primo che mi incavolo e mi arrabbio e dico: ma perché? Cos'è che non funziona? Ma perché è successa questa cosa? Sapendo che ci sono tantissime persone che si impegnano a contribuire alla crescita del paese. Ecco, là secondo me dovremmo farsi delle domande tutti, dalla politica innanzitutto, dal mondo sociale, dalle associazioni e dai giovani, capire cosa non sta funzionando, ecco, e mettere insieme tutte queste realtà insieme per trovare una soluzione, che non è la soluzione della famosa parola che va di moda in questo periodo, la rimmigrazione, ecco. Sì, poi ogni tanto diventano, ecco, come imaranza, tutte queste nuove parole che alla fine poi si parla sempre di ragazzi e di giovani. Noi abbiamo visto questa festa islamica. Sì. Quanto è importante è per voi questa? Perché per voi è una tradizione importante, ha radici profonde. Lei l'ha festeggiata, ad esempio, Assessore? Sì, io ho cercato di festeggiarla come potevo, perché tra gli impegni di lavoro eccetera ho cercato di ritagliarmi uno spazio in quella giornata per stare intanto con la mia famiglia, almeno fare una buona colazione insieme, perché quella festa per noi è come dire Natale per i cristiani. Alla fine è una festa importante dove ci si veste, si tira fuori l'abito più bello. Abbiamo visto in effetti. Ecco, dove si sta in famiglia, dove si mangia insieme, dove vengono comprati dei regali per i propri figli, per le proprie mogli, dove si vive proprio una giornata di positività e si aiuta anche chi ha bisogno, perché ricordiamoci che comunque che questa è un'altra cosa che viene tanto snobbata, aiutare il prossimo è una delle prime cose che la religione, non dico solo musulmana, ma tutte le religioni dovrebbero essere così e sono così, aiutare chi ha più bisogno. E in questi momenti è un momento di riflessione, come abbiamo sentito nel servizio, un momento di riflessione, un momento di condivisione e anche di capire quanto siamo attaccati, non dico attaccati, ma quanto siamo praticanti nella nostra religione, e che penso che ancora oggi, per non ripetere quello che ho detto all'inizio, abbiamo più bisogno di avere delle guide costruttive, non delle guide che ci interrompono, che ci mettono l'uno contro l'altro. Ecco, l'importanza della preghiera per voi è un'importanza molto forte, la sentite, vediamo molti giovani, cosa difficile da trovare da noi, ad esempio quando entri nelle chiese. Cos'è la preghiera, ecco, per un musulmano giovane nel 2026, Assessore? Beh, penso che la preghiera comunque, penso che sia, al di là della religione musulmana, penso che chi sia un ebreo, chi sia un cristiano, sia un momento che uno è in connessione col suo credo, quindi a quei 5-10 minuti di preghiera lui è connesso con la spiritualità, in cui crede, e penso che sia importante perché si ricorda da dove veniamo, da chi ci ha creato e uno fa anche le sue richieste, l'aiuto a stare bene, l'aiuto di avere una vita migliore, l'aiuto di aiutare i poveri, quindi la spiritualità è molto importante e al giorno d'oggi sì, ci sono giovani che sono, come si dice, attaccati alla religione, ma questo va anche grazie alla cultura, alla religione fatta crescere dai propri genitori di tradizione in tradizione, quindi fai scuola, studi, sai la tua cultura, sai qual è la tua religione, poi quando cresci sei te che decidi, alla fine non è che c'è il genitore col bastone e dice vai a pregare, che allora
alla fine è il ragazzo che vede, se si rivede e si crede, fa queste operazioni di preghiera, però sono per se stesso, non lo fa per gli altri. La preghiera, chiunque sia di ogni religione, la fai per te con il credo che hai. Allora, avete un nemico numero uno, è un europarlamentare, la Cisint, che non vuole assolutamente le moschee, lei sorride, ma bisogna anche dire quello che è. Certo. E lei si sta battendo in tutti i sensi e non ne vuole sapere. Ecco, se lei ce l'avesse di fronte, cosa direbbe a questa europarlamentare? Schietto schietto? Schietto schietto. Direi che se non ci fossero i musulmani lei oggi non sarebbe europarlamentare, perché è riuscita a diventare europarlamentare fomentando odio, islamofobia, creando terrore, facendo una guerra secondo me sbagliata, nel senso che è andata ad allargare dei conflitti, che non ha usato il dialogo per un suo tornaconto personale, perché oggi è europarlamentare, ha una visibilità e questo non sto dicendo che non ci sono problemi, assolutamente ci sono problemi, vanno affrontati, però non è in quel modo là, ecco. Quindi secondo me la strategia che stanno dando è solo una strategia personale politica, che sembra che come lei, come alcuni politici, è il tema più facile per salire in carriera politica. Ecco, al giorno d'oggi io dico sempre, se vuoi diventare un politico europarlamentare, denigra bene la religione musulmana o gli immigrati, sai che farai strada, ecco. Abbiamo Vladimiro da Rovigo. Ciao Vladimiro, che piacere sentirti, bentornato. Passavo di qua per caso. No, volevo dire una cosa al tuo ospite. Allora, intanto ho notato in particolare che tutte le volte che ti inviti nel tuo studio delle persone del Marocco, no? Cioè che di nascita, oppure che è nata qua in Italia ma del Marocco, il discorso è sempre scorrevole, accettabile e ascoltabile tranquillamente. Prima lui parla dell'importanza della cultura italiana e della cultura marocchina. È vero, è importantissimo e va bene, cioè, perché le culture del popolo è una cosa flessibile, è una cosa adattabile, che accetti il nuovo e si adatta. Dopo, poco fa, parla anche del rapporto con la religione islamica, che lei è individuale innanzitutto, ma che non è una cosa primaria assoluta, ma è una cosa importante, ma secondaria, se succede, rispetto ad altri aspetti della vita personale ma anche sociale. Detto così, la situazione sarebbe assolutamente non problematica, cioè ogni persona, ogni cultura, ogni popolo ha la sua storia, ha la sua personalità e il suo modo di vivere. Può essere un problema qualsiasi, può essere un arricchimento qualsiasi. Il problema nasce per quelle persone che praticano non la loro cultura, ma la loro religione in maniera rigida, indiscutibile, inflessibile, e penso che il tuo ospite le conosca meglio di me e di tanti altri questi aspetti, che sicuramente non è del suo popolo, arriva da altre zone del mondo. E che è, come dire, non è contestabile in realtà che esiste, cioè quelle persone insane di mente che prende la macchina e va a travolgere i poveri passanti, quelle persone che si rifanno alla religione islamica così come ne parlava poco fa il tuo ospite, ma si rifà a chi pratica la religione islamica in un'altra maniera, diversa da come che gli altri, dicevo, europei, italiani, chi che è cattolico pratica la religione, cioè flessibile, adattabile, liberale, cioè accettare che le altre persone diverse. Quell'aspetto della religione islamica, e chiudo, che lei è troppo rigida, che lei è inflessibile, che lei è indiscutibile, che porta uno del loro a dire le cose è così, punto e basta. È lì che si crea il problema e che dà spazio, per carità, anche a delle reazioni come il tuo ospite faceva ironia sulla signora Cisint, perché senza gli islamici noi non saremo in Europa. Ecco, ma non è lui che dà spazio eventualmente alla signora Cisint, ma è quella realtà che, ripeto, nessuno può contestare che esista, che è più che non una cultura del popolo, ma religiosa. È una religione che è troppo rigida, è troppo, come dire, indiscutibile, immodificabile, che dopo 2, 3, 4 mila anni è ancora quello che era 2, 3, 4 mila anni fa. Ecco, quello che chiedo, non pensa anche lui che dovrebbe essere questo l'aspetto che tutti dovremmo andare a toccare a partire da loro? Perché mica sono, supponiamo, un cattolico, non mi posso permettere
di andare a insegnare o criticare a un islamico gli aspetti della sua religione, lo deve fare loro e deve fare riconoscendo dalla partenza che questi aspetti. Mi credo che se 2000 persone islamiche andassero in una moschea a praticare la loro, tra virgolette, messa, come che fa i cattolici, tranquilli, senza problemi così, non che sarebbe nessun problema. Il problema nasce quando delle persone che usano la religione per altri scopi, che sono, come dire, estremisti, che sono indiscutibili, è lì che nasce i problemi. Molto chiaro. E secondo me, e chiudo come che ho già detto, deve essere dal loro interno che nasce una rivoluzione che va ad evolvere la religione islamica. Non possiamo essere noi altri europei, cattolici oppure come dire, non religiosi a farlo. Deve essere loro a evolversi, a emanciparsi da questi aspetti che è troppo negativi e che è incontestabile. Grazie all'ospitalità, ciao Mirella. Grazie, Valdemir. Vedi, quello che è bello di Sveglia Veneto è che c'è un confronto pacato, ed è molto importante. Io vedo sempre che a Sveglia Veneto va d'accordo a destra, qua a sinistra, a volte dico non so come mai, ma qui succede questo. Io volevo però salutare il professor Maurizio Antonini, il direttore CIA, lo chiama professor Antonini, direttore della CIA, e capire anche da lui e sentire le sue parole se possiamo eliminare il Marocco, possiamo togliere il Marocco per quanto quella che è la produzione, perché con i tempi che corrono mi sa che avremo bisogno di tutto e di più, di unire le forze, di fare una grande squadra tutti assieme, ognuno nel proprio io. Cosa dice, direttore, quello che ha sentito, lei che tocca con mano anche questa realtà? Prego. Buongiorno Mirella, buongiorno ai nostri telespettatori e alle ospiti in studio. Per carità, nel senso che noi in agricoltura abbiamo assolutamente bisogno di extracomunitari, quindi nel caso specifico di marocchini, ma non solo, ma anche molte di altre nazionalità, perché l'attività agricola oggi in agricoltura si fa soprattutto anche con gli extracomunitari, e noi chiediamo agevolazioni su questo e semplificazione per portare in Italia persone che poi lavorano nelle nostre aziende, lavorano nei nostri terreni agricoli. Quindi guardi, i nostri imprenditori non guardano ovviamente la religione, non guardano ovviamente da dove vengono, ma ovviamente guardano la redditività propria e la possibilità oggi di fare agricoltura nel nostro Veneto. Senta direttore, quello che però traspare è che ci sono questi contratti anche, diciamo, da sindacati, noi i sindacati confederali che conosciamo, perché qua in Italia basta che metti su 4 persone e ti fai un sindacato. Io ho visto dei contratti veramente da rabbrividire, e soprattutto il lavoro è nero. Non sembra, direttore, che forse bisognerà iniziare veramente a fare una squadra, ecco, con il dialogo, per capire chi si può integrare, chi vuole lavorare e chi invece è venuto qui per fare qualcos'altro, e veramente cercare, so che è d'accordo con quello che dico anche l'assessore Amouche, soprattutto perché le mele marce stanno guastando anche questi alberi. Abbiamo degli alberi molto sani, molto belli, e siccome io sono dell'idea che sono pochi, però qualcuno non vuole intervenire, io avevo presentato, sa direttore, lo dico anche a Amouche, gliel'ho detto, un progetto molto bello, molto importante, non da sola ma con altre associazioni molto preparate, proprio erano agli inizi di questi ragazzi sopra le righe, di queste persone sopra le righe, eravamo arrivati quasi alla partenza, ecco, è crollato tutto, hanno tolto tutto perché nessuno si sentiva la responsabilità di portare avanti questo progetto. Allora io ho un grande dubbio, forse questo odio, io ho un banco solidale, perciò so di cosa parlo. Quando passano davanti il direttore, forse gliel'ho già detto, ma lo dico a Mus, che queste persone qualcuno le chiama sacchi a perdere, però quando io lo chiamo e gli dico vieni, torna indietro, ripeti la domanda, scappa, fugge, perché abbiamo dei codardi.
abbiamo questi leoni da tastiera che veramente a chi se ne frega, poi non so, che danno tutta questa importanza a quello che scrivo, perché mi hanno scritto di tutti i colori, a me non me ne può fregare di meno, io cerco di fare quello che ha detto lui, aiutare chi ha bisogno, chi è in difficoltà e poi cercare anche però di controllare la situazione. Certo. Non è che io aiuto e butto là, no, io controllo e come. Non è che forse anche voi, direttore, dovete fare un po' di più la vostra parte, vedere chi sono le marce, quelle che stanno guastando il territorio, perché se continuiamo con questa divisione tra odio e disprezzo non ne veniamo fuori, l'ha detto anche lei, noi abbiamo bisogno di queste persone perché non le abbiamo. Non abbiamo i numeri, non ci sono. Prego direttore, non è che dovete accelerare un po' di più e vedere chi è che si comporta male, anche come contratti, chi sono questi sindacati che fanno questi contratti terribili, questo lavoro nero che lo vediamo poi perché è venuto fuori anche qua. Prego direttore. Beh, guardi Mirella, innanzitutto le esprimo la mia personale ma anche dell'organizzazione che io rappresento, la massima solidarietà a lei e ovviamente il suo gruppo che sta lavorando molto su questo e se ha avuto intimidazioni su questo è da recriminare in maniera assoluta. L'altro aspetto importante, noi in agricoltura abbiamo un contratto di lavoro che noi stiamo molto attenti nel farlo rispettare e ovviamente su tutto chiaramente possono esserci delle persone che non lo rispettano, però noi ci opporremo a questo. Noi abbiamo fatto incontri ma soprattutto anche accordi specifici con la prefettura, con le prefetture in maniera tale da essere coordinati su questo per far sì che il caporalato e il lavoro nero soprattutto in agricoltura sia un aspetto molto limitato e quindi dobbiamo intervenire tutti su questo. Io penso che tutti noi stiamo facendo la nostra parte perché gli imprenditori vogliono essere in regola su tutto quanto questo e soprattutto per quanto riguarda gli extracomunitari ma anche per quanto riguarda il caporalato, noi non ci stiamo a queste regole, noi vogliamo che ci siano sicurezza sui posti di lavoro e vogliamo soprattutto che le persone siano messe in regola in maniera corretta, in maniera rispettosa del lavoro che loro fanno nei nostri campi e nelle nostre aziende agricole. Quello che manca però è l'alloggio, direttore. Non è il caso anche qua di unire le forze? Io ho avuto un imprenditore, un grande imprenditore, ecco, che vive a Trieste, dove lui mi ha mandato queste pagine dove la Confindustria e la Confartigianato aveva fatto squadra tanti anni fa per trovare gli alloggi, avevano fatto come un consorzio per dare la possibilità a queste persone di avere la casa e c'erano anche riusciti. Poi è sparito tutto. Non è il caso di rivedere, magari con modifiche, di riprendere in mano quello che c'è stato e che può essere utile anche adesso, direttore? Guardi, Mirella, lei ha toccato un punto estremamente importante, come lo fa sempre, e che è la questione degli alloggi. Ma guardiamo soprattutto il settore dell'agricoltura, noi abbiamo necessità di avere un periodo a tempo determinato perché poi la raccolta dei nostri prodotti non si fa 365 giorni all'anno ma su periodi specifici e quindi in agricoltura soprattutto abbiamo bisogno di alloggi che diano dignitosi ovviamente, che diano la possibilità di alloggiare i nostri lavoratori. Allora su questo noi abbiamo fatto una proposta e lo stiamo valutando con la Regione Veneto perché diano la possibilità alle aziende agricole di fare degli alloggi diciamo non fermi e quindi rimovibili in maniera tale da dare la possibilità dell'alloggio al nostro lavoratore che viene nelle nostre aziende agricole. Tipo il villaggio delle Olimpiadi, direttore, tipo il villaggio che si è smontato, visto, sì, no, ne parliamo? Assolutamente sì, Mirella, tipo il villaggio che si è smontato, ma anche container oggi molto belli, molto accoglienti, insomma, che hanno tutti i loro servizi, dai bagni alla doccia, all'acqua, alla cucina, eccetera, che danno la possibilità di fare questo. E poi nel momento in cui si chiude il lavoro, ovviamente per il periodo di raccolta, si porta nei magazzini e quindi poi per riproporlo l'anno successivo. Quindi su questo dobbiamo intervenire, stiamo lavorando a livello
regionale con una nostra proposta delle organizzazioni che hanno questo indirizzo, e quindi pensiamo e speriamo che in tempo breve arriviamo anche a una prima risposta su questo. Guardi, la ringrazio direttore, perché le persone a casa hanno bisogno di risposte concrete e valide, perché parole ne abbiamo sentite tantissime, i progetti non mancano, adesso bisogna agire. Io sono stata alla Caritas prima che chiudesse e vedevo questi ragazzi che arrivavano stanchi, proprio veramente da un lavoro veramente molto faticoso, e veramente sono situazioni a dir poco imbarazzanti. E sa quello che mi rammarica, e lo dico anche all'assessore Amouche, è che il mondo del volontariato non viene chiamato a fare squadra, ad aiutare. Ecco, abbiamo un mondo del volontariato molto preparato, dalle arti marziali a quelli che sono anche i più, diciamo, pericolosi, ecco, che sanno come adoperare, come calmarli senza aver nessun problema, all'ascolto, ai banchi alimentari, ai vestiti. Il problema è che bisogna essere divisi qui. Allora la divisione porta odio, porta separazione. Cosa ne pensa, Assessore, di quello che ha sentito? E rispondiamo anche al nostro Vladimiro da Rovigo. Prego. Beh, rispondendo al signore che era in collegamento, condivido in buona parte dei suoi ragionamenti e dico che bisogna attenzione a non mescolare la religione e la cultura, perché un conto è la religione, un conto è la cultura, perché se prendiamo la religione musulmana e andiamo a vedere come viene praticata nei paesi dell'Asia, nei paesi dell'Africa, io parlo del Marocco, il mio paese di origine, vediamo delle differenze pazzesche. Perché? Perché la religione, il libro, tanto il Corano, è un libro complicatissimo. Un conto è leggerlo, un conto è capirlo, un conto è anche interpretarlo. Quindi c'è un mare là dentro. Quindi quando vediamo certi radicalismi non dobbiamo dare colpa alla religione, dobbiamo dare colpa a quel tipo di cultura che ha interpretato, per magari non essendo istruiti bene, hanno interpretato in una certa maniera, e altri paesi che lo interpretano in maniera moderata. Per esempio il mio paese di origine, il Marocco, tutti gli imam del Marocco sono tutti, tra virgolette, schedati, sanno come vengono fatti i sermoni, hanno una linea, una scaletta, quindi è tutto sotto controllo, in maniera che se dovesse esserci qualcuno che pensa di radicalizzare, viene subito eliminato. Ecco, questo potrebbe essere un buon esempio da poter prendere, una best practice, come si dice, portarla in Italia, in Europa, dire signori, e il Marocco su questo è disponibilissimo a collaborare su queste cose, perché darebbe una garanzia anche allo Stato italiano, all'Europa, affinché sa come funzionano, chi c'è in quei centri, cosa viene detto, cosa non viene detto, eccetera. Però anche l'Italia sta già facendo un ottimo lavoro, comunque, perché adesso noi parliamo tanto di radicalismo, eccetera, però le forze dell'ordine, le questure, sanno bene cosa si sta muovendo, chi c'è, chi non c'è. Quindi è che si ritorna alla politica, si cerca di alimentare qualcosa che l'odio, ecco. Poi ci sono certi, qua permettimi, ci sono certi programmi televisivi dove sono stato invitato, non sono mai andato, dove cercano proprio certe figure non preparate, che non sanno neanche parlare l'italiano, li fanno innervosire per dire delle cose, così vengono trasmesse, così dicono ecco vedi lui ha detto questo, però non vanno... Quello che non fa Mirella, vero Assessore? No, assolutamente, infatti vengo qua con piacere perché posso esprimermi liberamente, cosa che purtroppo non in tutte le TV accade, ecco. E quindi questo, tornando a quello, vuol dire che si crea odio. Sul discorso della manodopera, esatto. Manodopera, sono temi importantissimi, sì. È vero, c'è tanta richiesta di manodopera straniera, ma perché non basta quella italiana, no? Perché si sostituisce al lavoro, assolutamente, perché l'Italia ha una grande ricchezza da manifatturiera, agricoltura, quindi c'è bisogno. Ovviamente quando si trovano ad arrivare delle persone dall'estero hanno bisogno dell'alloggio, e quello è un grandissimo problema che c'è dappertutto. Queste soluzioni tipo del villaggio olimpico potrebbe essere una bella cosa. Dove è andato a finire questo villaggio olimpico? Si potrebbe recuperare quello. Direttore, sa dove è finito questo villaggio olimpico? Perché nella nebbia adesso, non so, andiamo a cercarlo, Assessore. No, perché io vorrei anche capire, perché ne ho le scatole piene. Siccome io vivo il problema, non è che me ne frego o mi giro dall'altra parte, ecco, vorrei anche capire tutti questi milioni che è costato questa Olimpiade, visto che non doveva essere, ecco, un'Olimpiade con grandi zeri, vedremo cosa, ma non importa, andiamo avanti, troveremo questo villaggio. Luciano da Desenzano, vai Luciano. Mirella, ciao.
buongiorno agli ospiti. Aspetta Luciano che facciamo sorridere. Questa mattina, dopo le 8, ho sentito suonare il telefono in regia, indovinate chi era? Era Luciano. Era Luciano, guarda che dobbiamo ancora partire. Vai Luciano, dai così facciamo un po', dai, abbiamo sorriso. Vai Luciano. Niente, io sono quelli che non credono agnostico al 1000%, ma come non si fa a odiare una religione che fa sposare le bambine a 10 anni? Uno. Tutti gli attentati che hanno fatto in Europa i musulmani, mi dica il Signore lì dopo quanti ne hanno fatti i cristiani nei paesi musulmani, tra parentesi. E penso che la sua mamma, le sue nonne, hanno fatto una vita molto più ritirata dalla mia mamma, mia nonna e mie sorelle, tra parentesi. Se noi liberiamo i popoli musulmani e anche i cattolici, Mirella, dalla religione, noi liberiamo le persone a vivere meglio, a vivere. Io ho visto qualche giorno fa su una televisione, no? Prendono la bambina in Africa sotto le capanne e gli fanno, aiutami Mirella, gli tolgono le sclerotide, no? Infobulazione. Siamo nel 2026, sorridi signore, sorridi, li fanno anche in Italia, arrivano all'ospedale con l'emorragia e tante bambine muoiono, ma come si fa a fare sposare una bambina di 10 anni, 12 e metterla incinta anche? Qua in Italia l'ha fatto un musulmano. Niente, io sono per liberare le menti dalle religioni, Mirella. Io vivo, non c'ho il peccato perché non ho mai fatto male a nessuno, ma loro sono qua per conquistarci, lo dicono in televisione, lo dicono tutti, lo dicono. Vogliono, dove vanno loro? Non possono vivere bene loro. E noi sì, noi rispettiamo tutti, noi italiani, europei. Vi saluto, grazie Mirella, buongiorno a tutti. Guarda, mi fa piacere perché il dialogo serve, non c'è niente da fare. Io farei questa trasmissione, la farei durare tutto il giorno proprio con questi confronti. Alla fine sono sicura che io sono convinta che Luciano è la persona più buona del mondo, l'ha detto anche lui, non farei male a una mosca. Certo. Però purtroppo le notizie, gli esempi che arrivano, Assessore, allora come rispondiamo al nostro Luciano da Desenzano? Vabbè, grazie a Luciano, comunque ha tirato fuori delle tematiche che sono quelle che vengono riproposte ogni volta, ogni tema. Allora, partendo dal presupposto che quello che viene fatto sulle religioni, è, come detto prima, non è la colpa della religione, è della cultura. Il fatto di sposare una bambina di 12 anni è un reato, cioè è un reato. Cioè, io parlo per il mio paese di origine, se viene a scoprire una roba così, la persona che va in carcere, cioè non è ammissibile sta cosa qua. Quindi certi paesi, mi viene in mente l'Afghanistan, quelle parti là, è perché là non stanno neanche rispettando la religione musulmana, stanno facendo tutt'altro. Quindi questa è una cosa. Il discorso delle donne che prima diceva che mia madre o mia nonna, no, nel 2008 quando c'è stata la crisi, quella famosa che tanta gente è rimasta a lavoro, mia mamma si svegliava alle 5 mattina, aveva la patente sua, lavorava, manteneva la famiglia perché mio papà non lavorava e noi eravamo ancora piccoli. Quindi se mettiamo il discorso della religione, non poteva, come dice il Signore, vuol dire che non poteva neanche uscire di casa. Invece non è vero questa cosa qua, cioè le donne sono libere. Quelle donne che voi vedete che sono rinchiuse in casa, eccetera, è perché il marito ha quella mentalità sbagliata, radicale, che non c'entra con la religione. Che poi si nasconde tra religione è un altro discorso, però non possiamo dare tutta colpa alla religione su queste cose. È la gente, è la mentalità di istruzione che hanno avuto sbagliata. Perché se io vedo nel mio paese, nelle città più importanti del Marocco, che ad oggi i sindaci, gli amministratori sono delle figure delle donne, forse vuol dire che la parità c'è là. Forse vuol dire che non è discorso di religione, è questione di avanzamento, di cultura, di dialogo, di tutto quello che volete. Però non dobbiamo finire di dire sempre questa cosa qua, anche del fatto di invaderci. Non è un'invasione, ma la parola invasione, andiamo a studiare il termine invasione, anche esattamente cosa vuol dire. Cioè, le persone che vengono qua vengono perché hanno bisogno di una vita migliore, vogliono crescere i loro figli. Poi c'è il discorso dei numeri, nelle scuole adesso vediamo tanti bambini di origine straniera. Ma perché? Perché è matematica là.
io ho amici, l'ho detto anche forse l'altra volta, ho amici italiani, colleghi, amici eccetera, che giustamente hanno i loro percorsi di vita e non ci pensano due volte, ci pensano prima di fare una famiglia, cosa che le comunità straniere non ci pensano, cioè loro fanno 2, 3, 4 figli, quindi col tempo è normale che troviamo più bambini stranieri che italiani. Ma questo quello non che si faceva una volta anche esatto, noi, no? Esatto, ma quindi non è invasione, è matematica questa. Senta Assessore, però mi viene spontanea la domanda. Sì. Come è riuscito a essere eletto nel profondo nord, in parte razzista? Ecco, per rispondere anche al nostro Luciano da Desenzano, a Pieve di Soligo, profondo nord, però quando lei ha fatto capire la persona che era, come si comportava, la gente l'ha premiata perché è stato eletto assessore, presidente di una cosa anche importante, come ha detto. Allora, cos'è? Io sono convinta che noi siamo così, siamo accoglienti, siamo buoni, siamo questi, siamo noi, inutile che me la girino e me la rigirino. È che qualcuno, fomentando l'odio, poi anche Luciano dice, ma come? Porca miseria, qualcosa sta succedendo. Però col dialogo, col comportamento, io vedo anche al Banco Alimentare, si è dal 2010 che questo banco e ne sono passati di paesi, non c'è una cartina fuori, tutti educati, puliti, belli, perché sono le regole, ecco qua, le regole da rispettare. Giusy, poi sentiamo anche cosa dice il direttore Antonini proprio per quanto riguarda le regole sono fondamentali. Vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno al tuo ospite. Allora, ho chiamato un studio medico per vedere se mi avevano fatto l'impegnativa per le medicine. E c'è un disco che dice, oggi pre-festivo non si lavora. Mirella, allora hanno fatto sabato, domenica e lunedì e domani martedì, 4 giorni. Come si possono permettere un studio medico che noi diversamente giovani, certamente che c'è la guardia medica, ma la guardia medica non è per 1000 e tante persone, questo voglio dire. Questo mi fa molto male, Mirella, specialmente per gli anziani, perché non devono essere, c'è quello di guardia, ma come fai te, medico di base, prenderti sabato, domenica? Logico che sabato e domenica non ci sono, ma oggi pre-festivo non mi va bene, non è una cosa fattibile, non si può lasciare la gente così. Vi ringrazio. Abbiamo sentito la nostra Giusy, ecco, ha fatto una segnalazione per lei importante. Allora, direttore Antonini, cosa pensa, ecco, di dialogare di più, di cercare di far capire l'importanza di questo lavoro, perché se non raccolgono non mangiamo mica noi, è inutile che ce la giriamo e rigiriamo. E soprattutto, ecco, questi prodotti autoctoni, questi prodotti che vengono sempre più richiesti, però abbiamo bisogno anche della grande quantità, non c'è niente da fare. Com'è la situazione, soprattutto i prezzi che veramente sono alle stelle della frutta e verdura e non solo, di tutto direi, ma in particolare una volta si diceva vado al fruttivendolo, è quello che spendo meno, poi invece ormai non si spende più meno da nessuna parte. E com'è la situazione? Perché io sono molto preoccupata, sa direttore. Mirella deve essere preoccupata come lei tutti, nel senso è una situazione molto difficile, ma 2 secondi per cercare di rispondere alla prima domanda che mi ha fatto. I nostri agricoltori, i nostri vecchi ci hanno sempre insegnato solidarietà e rispetto. E solidarietà e rispetto sono 2 elementi determinanti per avere una società che oggi includa anche persone diverse da noi. Chiaramente tutti dobbiamo restare a delle regole ben chiare e ben precise da parte di tutti. Poi sulla questione dei prezzi qui la si vede dura, perché purtroppo oggi è una situazione difficile soprattutto in agricoltura perché gli elementi mondiali che vediamo, le varie guerre, hanno incluso un grosso aumento di costi per quanto riguarda i costi energetici, il gasolio agricolo, ma anche i costi dei concimi e soprattutto dell'urea. Basti pensare che l'urea è un concime azotato che per gli agricoltori serve molto per
per il mais ma anche per altre colture, che è aumentato più del 90% rispetto all'anno scorso, e quindi abbiamo un aumento dei costi di produzione. Però guardi, su questo gli agricoltori, fatto 100 il valore finale, percepiscono sempre il solito valore, dal 10 al 12% fatto 100 il valore finale. Quindi noi oggi dobbiamo cercare di valorizzare i nostri prodotti. Abbiamo 36 DOP e IGP a livello veneto, 52 se aggiungiamo anche le DOC e l'IGT per quanto riguarda il vino, e quindi è la prima regione d'Italia per la valorizzazione dei prodotti, e noi dobbiamo cercare di fare quella sinergia con i consumatori, perché nel momento in cui vanno nei supermercati, vanno a prendere i prodotti agricoli, prendono prodotti della nostra regione, perché facendo così diamo valore al prodotto, ma diamo valore anche agli agricoltori, che non sono solo quelli che producono prodotto, ma sono anche quelli che fanno paesaggio, territorio e ambiente, e quindi diamo valore al nostro sistema veneto che gira intorno ai 68.000 aziende agricole e che gira complessivamente un PLV complessivo di quasi 8 miliardi di euro nella regione Veneto, e quindi noi dobbiamo cercare di fare sinergia su questo e valorizzare i nostri prodotti agricoli. Direttore, non è che però ci sia anche la parola speculazione, perché sa, siamo il paese dei furbi, purtroppo li troviamo anche dietro l'angolo, questa speculazione che comincia veramente a preoccupare. Abbiamo sentito anche agli inizi, quando aumentava la benzina e non era il caso di aumentarla, ecco, c'è sempre qualcuno che va oltre, ma lo può fare perché le leggi glielo permettono, e questo è il problema, e noi siamo veramente un po' con le spalle al muro, non possiamo, anche voi siete ascoltati poco, date delle proposte, sentiamo come mi risponde, però prima volevo sentire Lorenza da Mestre. Vai Lorenza. Buongiorno Mirella, buongiorno. Volevo collegarmi al signore appunto per il discorso di prodotti agricoli veneti. Io tutte le volte che vado al supermercato mi sembra di entrare non in una boutique, di più. Cioè, se io devo prendere una cestina di fragole, che sono 10 in tutto e costano 5 euro, là ci vuole un controllo. Come ci voleva un controllo sulla benzina, sugli aumenti che non era proprio il caso di fare, come c'è il controllo, deve essere un controllo a tappeto, Mirella. Se uno è a posto, non ha il timore dei controlli, ha capito Mirella? Il discorso che noi comuni mortali, perché siamo in comuni mortali, anziani e non anziani, e quando si va a fare la spesa e spendi 40 euro e porti a casa 3 cose, Mirella, non lo so, guarda, non ho parole in proposito a questo, ti ringrazio. Grazie. Ciao. A te Lorenza, prego direttore. Sì, beh, ha ragione il telespettatore, nel senso che ovviamente su tutto questo il Ministero deve fare controlli a tappeto, ma soprattutto controlli efficaci che diano la possibilità di effettuare quei controlli per vedere quelle speculazioni che in alcuni prodotti possono anche esserci. Ecco, questo è l'aspetto, nel senso che noi abbiamo necessità oggi di controlli siano concreti ma siano anche efficaci. Le norme ci sono, ma nel momento in cui noi chiediamo che ci siano questi controlli, perché gli agricoltori non hanno assolutamente paura dei controlli che devono essere fatti e che sono fatti, allora a quel punto ci dicono ma non abbiamo il personale, ma non riusciamo a farli complessivamente all'interno della filiera, ma ecco, quindi chiaramente su questo quelli che non ci guadagnano sono i consumatori finali e purtroppo una situazione di difficoltà, abbiamo visto che l'inflazione sta crescendo eccetera, quindi abbiamo necessità di fare tutto questo, però ecco, da parte nostra ci mettiamo tutta la nostra buona volontà perché tra l'altro i nostri prodotti siano valorizzati, e ricordo che noi nel momento in cui vendiamo dei prodotti, a volte vendiamo anche sotto costo di produzione. Lo si è fatto con il latte per un periodo molto importante, lo si sta facendo con alcuni prodotti orticoli, in cui poi vediamo che nelle grandi distribuzioni e nella vendita superano in maniera abbondantemente quello che vengono dati agli agricoltori. Quindi ecco, su questo dobbiamo intervenire, ma si deve intervenire a livello nazionale con una norma specifica e che ci siano dei controlli specifici su tutto ciò. Non è però, direttore, che si veramente, ormai siamo in un momento un po' particolare, però
questa frutta così acerba troppo presto, il clima non ci permette, non è che si raccoglie troppo presto, poi si mette nei frigoriferi, perché io pago il prodotto, quando lo mangio vorrei che fosse anche un prodotto buono, vai a portare indietro il prodotto a dire ma il prodotto non era buono, non è che forse abbiamo un po' troppo accelerato anche quella che è la raccolta, direttore? Mi scusi se le faccio sta domanda, però vorremmo anche mangiare un po' di roba perfettamente buona. ragione, a volte si cerca di accelerare la raccolta per cercare di spuntare quel qualcosa in più rispetto al prodotto nella raccolta normale, però noi dobbiamo guardare la nostra stagionalità e quindi certo dobbiamo guardare questo, ma soprattutto guardiamo questo se guardiamo esattamente l'origine di quel prodotto, perché molti prodotti, guardi, vengono in Italia, vengono trasformati, vengono importati da paesi esteri, vengono per una prima trasformazione fatti in Italia, vengono trasformati in Italia e a quel punto sono prodotti italiani. Ecco, quindi dobbiamo vedere bene l'etichetta e guardare bene la provenienza di quel prodotto. Allora sentiamo anche l'assessore, poi parleremo anche di giovani perché so che è un tema che a lei sta molto a cuore, però i prodotti, l'alimentazione è una cosa che mi interessa molto. Com'è il Marocco? Ecco, questi prodotti che vengono dal Marocco, e chissà cosa ci sarà dentro. No, cominciamo anche a capire che prodotti sono, visto che abbiamo un diretto interessato che capisce bene quella che è, ecco, la salute della persona quando mangia. Ecco, questi prodotti come sono, assessore? Beh, da quella mia piccola esperienza in ambito agricoltura, quello che posso dire dal Marocco, i prodotti che ho visto e che vedo, sono stato anche 2 settimane fa giù, sono prodotti naturali, cioè proprio si vedono raccolti e venduti, quindi non c'è quel processo di congelazione. Ecco, lo dica alle persone così siamo anche più tranquilli. E vedo purtroppo la differenza della frutta che mangio qua e che mangio là, ecco, succosa, più liquida, più morbida, non so come spiegarlo, però si vede che ci sono dei processi diversi. Ecco. Clima diverso? Clima diverso, sì, diciamo che ovviamente non si può paragonare il territorio europeo col territorio africano, perché già il territorio del Marocco, per esempio, dicono addirittura che si predispone anche come territorio bio, già naturalmente, senza processi, eccetera, quindi questo magari è un vantaggio anche in più. Però sì, però il grosso lo fa la differenza anche il prezzo, perché come diceva la signora prima di Mestre, oggi anche se uno vede una bella frutta deve pensarci 2 volte se prenderla, perché o prende questa frutta o l'altra, un po' più prende tutte e 2, quindi non è un bel momento, diciamo, anche sull'agroalimentare e quindi... Allora, direttore, cosa dice lei? Ha sentito sono prodotti buoni, non dobbiamo sempre pensare chissà cosa di questi prodotti. Cosa dice lei, direttore? No, guardi, su questo adesso non so la questione del Marocco, ma su questo noi siamo molto chiari e molto precisi. I nostri agricoltori italiani stanno sulle regole ben chiare e ben ferree. E quando si parla di Mercosur, per dire che è un accordo commerciale che si fa con i paesi del Sud America, queste regole non vengono rispettate nella stessa maniera come vengono rispettate in Italia. E allora noi non ci stiamo, non è possibile che in Italia molti prodotti fitosanitari sono aboliti, giustamente, più da 15 anni, e in quei paesi oggi si producono invece prodotti in cui vengono utilizzati questi prodotti fitosanitari. Quindi ci vogliono regole chiare, queste regole si chiama reciprocità. E allora nel momento in cui abbiamo accordi commerciali anche con paesi esteri, bisogna che ci sia la stessa reciprocità, ossia il stesso modo della produzione dei nostri prodotti, perché altrimenti noi ci troviamo fuori mercato su tutto questo. Importiamo prodotti che ovviamente hanno un costo sicuramente inferiore, ma hanno una qualità sicuramente diversa rispetto ai prodotti che noi utilizziamo. Senta, direttore, io sono da mesi che non ricevo più 1 litro di latte al banco alimentare dalla Comunità Europea, dal Banco di Verona. C'è una crisi del latte, ci spiega, perché ci dicono sempre il prossimo mese arriverà, latte lo devo sempre cooperare perché non arriva, a parte quel poco che mi arriva dai supermercati. C'è una crisi del latte, direttore? C'è una crisi del latte, ma per le aziende agricole, nel senso che le nostre aziende zootecniche, per quanto riguarda il latte spot, che è quella parte di latte che viene dato all'industria per poi alla vendita di latte normale, viene pagato dai 25 ai 30 centesimi al litro.
È vero che nel Veneto l'80% del latte che viene prodotto viene trasformato nei nostri formaggi, il Asiago, il Montasio, il Grana Padano, e quindi riusciamo sicuramente su quello avere una redditività diversa. Però c'è una crisi di latte a livello europeo, ovviamente, ma perché c'è una riduzione del prezzo che ha avuto un crollo importante per le nostre aziende agricole. Quindi le aziende non hanno più la possibilità di produrre latte di un certo tipo, perché comunque, come detto, se me lo pagano a 25-30 centesimi quando il costo del latte è 50 centesimi a litro, lei può ben capire che le aziende agricole non possono sopportare questi sgravi economici determinanti e importanti per la propria redditività. Praticamente paga sempre il più fragile, il più debole, quello che lavora, questa è la verità, non c'è niente da fare, non riusciamo a premiare veramente le persone che lavorano, ma premiamo sempre chi schiaccia un bottone e gira i soldi da una parte e dall'altra, fior di milioni. Assessore, bisognerà più cambiare le regole del gioco anche di queste filiere, perché veramente chi lavora non ne può più e sono lavori anche massacranti. Questi lavoratori non sanno cosa sono le ferie, le vacanze, i ponti, i famosi ponti che diceva prima la nostra Giusi. E allora chi è che dovrebbe intervenire? Perché qua abbiamo cambiato 70 governi, il prossimo anno andremo un altro governo ancora, cioè, penso che anche il direttore ormai anche loro non sappiano più a chi rivolgersi perché le hanno tentate tutte. Prego. No, il governo alla fine è lui che decide le linee guida, decide gli accordi, come diceva prima il direttore, tra i paesi esteri, che non deve basarsi solo alla parte commerciale ma che di regole, giustamente diceva il direttore, che qua viene fatto un prodotto con certe regole, criteri, e altre parti no. Quindi deve essere la politica, non solo italiana ma europea, perché anche l'Europa a volte ci mette del suo, quindi e questo, come avete detto, alla fine ci rimette l'agricoltore che con passione, con impegno e soprattutto con tanto sacrificio, e a volte, come detto, che non sapevo, che a volte capita di essere a pari o addirittura in perdita, e questo non è ammissibile, perché alla fine si tratta di lavorare, di dare un prodotto di qualità, e deve essere la politica, appunto, basta, non ci sono altri, no, le associazioni di categorie, eccetera, quello che possono fare è fare pressione, ma penso che già lo fanno, non è che non penso che siano con le mani in mano, però si vede che ce ne vuole qualcos'altro. C'è il business che regna sovrano. Poi penso che ci sono di mezzo anche delle multinazionali che quelle là, come dicevi te, col bottone, soldi e via. E via. Allora, direttore, come ci saluta, con quale messaggio ci lascia? Col solito messaggio, Mirella, che ormai lo dico sempre nella sua trasmissione. Valorizziamo i nostri prodotti, valorizziamo i prodotti agricoli. Valorizzare questo vuol dire valorizzare gli agricoltori che non fanno solo produzione di prodotto ma fanno anche paesaggio, territorio e ambiente, quindi è un'arma vincente, importante per l'agricoltura veneta e per il settore primario del Veneto. Io la ringrazio anche invece, direttore, per il messaggio che ha dato. Stanno lavorando per cercare di fare squadra, trovare anche gli alloggi a queste persone che veramente hanno il diritto anche loro di avere un tetto, di lavarsi, di avere veramente la possibilità di fare una vita dignitosa. Io sono convinta che ci riusciremo, direttore, non bisogna aver paura di parlarne, bisogna però avere il coraggio di metterci la faccia, di dire anche le cose che non vanno, e un po' alla volta io sono sicura che ce la faremo. Grazie veramente al direttore Maurizio Antonini di essere stato con noi, direttore CIA di Padova. Mentre grazie Mirella, grazie a lei. Grazie, pubblicità. Allora, ringrazio e saluto Sara Cordella, scrittrice e grafologa, mi fa molto piacere che sia ritornata. È rimasto con noi anche Mohamed Amouche, assessore al commercio e al turismo di Pieve di Soligo, perché adesso parleremo di scrittura e di giovani. Allora, sentiamo anche Cordella, cosa dice di questi giovani della scrittura? Io raccontavo prima che iniziassimo la trasmissione che ho dei bigliettini scritti dai ragazzi dove volevo sentire le loro riflessioni, non sono riuscita a leggerli.
cioè è impossibile nel vero senso della parola. Oppure c'è all'estremo quello che scrive perfettamente bene. Com'è la situazione? Quanto importante è la grafologia? Allora, la grafologia si occupa di scrittura a mano, per cui è al 100% il mio campo. Sicuramente la scrittura a mano negli ultimi anni va sempre diminuendo, va sempre scemando. Ci raccontavamo un po' prima, per cui posso fare riferimento a quello che dicevamo prima. Da una parte io vedo dei segni molto positivi, nel senso che io vedo diverse maestre che mi chiamano preoccupate per il fatto che i bambini non solo non sanno più scrivere a mano, ma non sanno più tenere la penna in mano. E quindi dà un grande problema, perché evidentemente tra i cellulari, i tablet, questi bambini imparano la digitazione, imparano a schiacciare solo tasti e non imparano quello che si chiama micromotricità. La scrittura è una ginnastica complessa, io dico sempre una delle ginnastiche più difficili del mondo, perché è una ginnastica che parte dalla testa e poi finisce alla mano e insegna tutti quei movimenti piccoli che sono indispensabili alla vita. Sono indispensabili perché, per esempio, se scrivo bene, se so tenere bene la penna in mano, so anche allacciarmi le scarpe, so fare dei movimenti piccoli ma complessi, e allo stesso tempo scrivere a mano aiuta tantissimo la memoria, per cui una persona che scrive molto a mano allenerà tutta quella dimensione legata alla capacità di memorizzare le cose, alla capacità di fare i riassunti, di fare la sintesi delle cose. E quindi abbiamo queste brutte, da una parte abbiamo delle brutte scritture che però non hanno a che fare con patologie, sono brutte perché non sono allenate. Dall'altra, per il grafologo è anche un elemento di grande paura la bella grafia, la grafia troppo bella, quella troppo perfetta, quella che sembra quasi fatta con il normografo, è grafologicamente una brutta scrittura, perché manca la dimensione della creatività, dell'originalità e della personalità. Più una grafia è, tra virgolette, brutta da vedere, e più una grafia personale, più una grafia che parla di sé. Le grafie belle sono quelle grafie che noi chiamiamo grafia maschera. Questa è la mia, professoressa, guardi. Quella non posso non dire che è bella, devo dire che è bella assolutamente. No, dai. Però vede, è una grafia, ora guardandola così velocemente, è una grafia che ha il movimento. Una grafia troppo bella non ha movimento, è come promossa. A pieni voti. Grazie, abbiamo Giorgio da Venezia. Ciao Giorgio. Giorgio? Pronto? Mi sente? Sì, benissimo. Lei, ho 92 anni e sono sempre curioso, voglio sapere un sacco di storie, sto contattando anche, cioè sono iscritto alla prestigiosa biblioteca Querini Stampaglia di Venezia dal 50 e vorrei sapere da lei, con la sua intelligenza e cultura, la definizione di una parola. Posso farle una domanda? Certo. Io vorrei sapere la definizione di colono. Colono. Cos'è un colono? Esatto, ho guardato dappertutto e non riesco a trovare una risposta chiara. Una risposta un colono che deriva da colonia, vero professoressa? Sono persone che vivono nel territorio, terra, ecco, su una colonia, Esatto. ecco, per quello si chiamano coloni, perché vivono in una colonia. Vuole aggiungere qualcosa? Proprio il colono rappresenta proprio il legame con la terra, anche la terra fisica, per cui molto spesso il colono è anche chi lavora la terra. Il contadino, diciamo, Esatto, il contadino. esatto. Vedi che in tutte e due riusciamo a spiegare la parola colono. A questo uomo di 92 anni che è curioso, che non riesce, ecco qua.
io mi informo. Io chiederei al signore invece una cosa, se da 92enne scrive ancora a mano, perché questo è più quasi la scrittura è quasi più una cultura ormai, tra virgolette, legata a un certo tipo di Giorgio, sei ancora in linea? No, vediamo se lo riprendiamo per cortesia, perché è interessante questa telefonata. Sono andato a cercare e non ho trovato la soluzione, il colono che deriva da Colonia, che lavora appunto il contadino che lavora la terra specialmente. Allora, cos'è un colono invece in Marocco? C'è il colono in Marocco? Beh, sì, abbiamo detto che riguarda il territorio. Ci sono tante non dico tribù, però ci sono tante ecco, lui le ha chiamato tribù, ad esempio, ecco, che nel Marocco si distinguono e ognuno nel suo territorio si identifica alla sua identità e crea la sua ricchezza, il suo valore attraverso o l'agricoltura, o attraverso le tradizioni, o attraverso tanti modi. Quindi difendono il loro territorio, come stiamo vedendo nei paesi in guerra, questi coloni che difendono il territorio. E soprattutto, anche se vanno fuori, difendono le loro radici del colono. Quindi... Anna Maria da Vicenza, vai Anna Maria. Sì, scusami, sono proprio desolata. Volevo dirti che quello che ha detto quella signora prima, per il medico, è tutto vero. Io sono come lei, sono disperata, sono 3 mesi che aspetto e non ho un dottore. Cosa devo fare, secondo te? Spiegami per piacere. A me lo dici, dopo l'assegno che vi ho fatto vedere, questa mamma in carrozzina col figlio vegetale che da 30 anni non riesce ad avere una risposta? Avete visto? Anzi, lo rimanderò perché qualcuno dovrà pur dare una risposta, però nella carta e per legge lei dovrebbe avere minimo 3-4 volte alla settimana delle persone che arrivano a casa, che alzano questo uomo 1,80 m, perciò neanche piccolo, un robusto, nonostante sia un vegetale, perché questa mamma lo cura in maniera incredibile, eppure neppure lei ha risposte. Ho dovuto io andare a Voi Uganeo, ve l'ho fatto vedere, a portare un assegno perché anche economicamente non ce la fa più. Tante parole, tanti buoni propositi, ma alla fine capisci che veramente qualcuno dovrà dare risposta. Come mai tutti questi giorni di festa e noi cosa facciamo se non abbiamo il medico? Poi dicono che si intasano i pronti soccorsi, sfido io. Se uno sta male o ha bisogno, dove va? Però ritorniamo a questa meraviglia che è la scrittura. Una volta io avevo una maestra che aveva, dunque eravamo in 35 in classe, insegnava la lingua dei segni. Io me la ricordo ancora qualcosa, ma me la ricordo, non c'erano psicologi, ecco, c'erano anche bambini anche di colore diverso, ma c'era l'accoglienza, non c'era nessun problema, si giocava molto e si scriveva anche bene, si imparava a scrivere, a tenere la penna. Forse non è, come diceva prima una telespettatrice, che dobbiamo rallentare, dobbiamo correre meno con questi maledetti strumenti che abbiamo tutti, che è sempre là, specialmente i bambini a 4 anni, ecco, invece di iniziare anche loro, di far capire l'importanza di tenere una penna, un pennello, un strumento. Prego. Sì, io direi anche di più. Io ho lavorato in passato molto con i bambini e la paura degli adulti è che i bambini si annoino. La noia diventa, allora cosa fanno? Li mettono lo sport, li mettono le attività, il canto, li mettono 1000 attività, in qualche modo riempiono questa pancia dei bambini. E non ci rendiamo invece conto che tutta la creatività del bambino nasce dalla noia. Cioè il bambino, quando ha degli spazi vuoti, li riempie comunque, non glieli dobbiamo riempire noi. Il bambino trova, perché ha la fantasia, ha l'originalità, tutto, cioè il bambino è pieno di queste caratteristiche e quando noi immettiamo delle cose, in qualche modo facciamo sì che inibiamo invece tutte le caratteristiche di fantasia, di riempimento di vuoto che invece dovrebbe fare il bambino autonomamente. E allora lì io dico, se mettiamo qualche bel pomeriggio, il bambino ha
televisione spenta, cellulare spento, iPad spento, e con un bel foglio e colori e tutto quello che può, forbici, tutto quello che può avere a disposizione, siamo sicuri che il bambino prenderà in mano il colore, prenderà in mano il foglio e prenderà in mano la forbice. E forse chiederà meno perché lui sta realizzando qualcosa. Esatto, esatto, cioè quando il bambino è libero crea. Noi dobbiamo avere, tra virgolette, più fiducia nei bambini. In qualche modo l'adulto adesso si sente quasi in colpa, molto spesso, perché molto spesso l'adulto è in colpa nei confronti del bambino perché lavora, perché non dedica il tempo sufficiente, ma ci manca sempre la parola qualità. Cioè è indispensabile ragionare in termini di qualità. Quindi l'adulto deve fare le cose assieme al bambino e deve lasciare al bambino quegli spazi, tra virgolette, di noia positiva. L'ozium, visto prima parlavamo di latino, c'era una volta l'ozium, cioè il tempo dell'ozio era fondamentale perché era il tempo dedicato al pensiero. E quindi a questo sarebbe importante tornare. Allora sentiamo che cosa ne pensa l'assessore, perché prima si parlava, intanto che andava la pubblicità, l'importanza anche della scrittura, ad esempio insegnare l'arabo e scriverlo, sono anche scritture anche un po' particolari, però bisogna stare attenti perché c'è sempre un però che diventa religione, o sbaglio, assessore? Lei cosa vorrebbe dire questa mattina? I giovani, anche invitarli anche a capire che ci sono anche altre scritture, che ci sono altri modi di leggere. Beh, sicuramente quando si parla della lingua araba subito c'è l'attenti, diciamo, perché soprattutto in Europa, in Italia, ecco, perché ancora non è vista la lingua araba come la lingua, non so, vado a imparare l'inglese, il francese, ecco. Anche perché mancano delle strutture dove poterlo imparare. Ad oggi, se uno vuole imparare la lingua araba, è difficile trovare una scuola, l'English School, tipo che vediamo, le pubblicità, eccetera. Il cinese sì, l'arabo no, allora? L'arabo no, non in contesti neutrali, diciamo, non religiosi, ecco, non in centri culturali, eccetera, ecco. Perché in centri culturali impari tranquillamente, te lo insegnano. Però l'idea di un progetto, come dicevo prima, dell'inglese, francese o il cinese, che uno fa le sue 8 ore di lavoro alla sera, va a farsi le 2 ore di arabo durante la settimana, almeno nelle nostre zone non ci sono, ecco. Qualcosina in altre parti d'Italia sta venendo fuori, ma però c'è ancora molta strada, ma soprattutto perché è una cosa che ho avuto possibilità di conoscere alcuni imprenditori che loro stessi cercano di imparare l'arabo per un discorso di business, di lavoro con i paesi arabi, perché di aggiornarsi, imparare la lingua araba, perché è un aiuto per dopo interloquire con opportunità di lavoro, ecco. Anche turismo? Beh, assolutamente, anche turismo. Turismo. Io ho detto lavoro, sì, di business, ma anche turismo, quindi sì. Importante. Valeria da Treviso, ciao Valeria. Buongiorno signora Mirella, io dopo tanto la chiamo, mi trovo sola. Guardi, lei deve capire come siamo messi, lei lo sa. Dunque, si è soli. Stavo male tanto questa notte, da mesi che sono ammalata. Adesso non ti risponde più la guardia medica. Venerdì notte ho fatto un numero che era là. Da -1/4 alle 9 ero 69esima. Poi alla mezzanotte e un quarto ho richiamato. Ero 33esima. Io vivo sola e non lontano, perché vado vicino alle piscine. Non si può andare avanti così. Prima quel maledetto che è andato via. Benassi, chiamate qualcosa. Non si può. Io sono sola e ammalata forte. Vedi Valeria, qual è il problema? È quello che dico sempre, che abbiamo un mondo del volontariato che potrebbe aiutare, potrebbe anche supportare Valeria, ma nessuno ci chiama, perché dobbiamo rimanere divisi. Qui regna la divisione. Allora, i servizi sociali non hanno personale, i comuni non sanno più, gli ATS devono ancora partire. Il mondo del volontariato non conosce Valeria, tutte le Valerie che ci sono in giro, perciò non riusciamo ad arrivare, non riusciamo ad aiutare. Allora cosa succede? Devono chiamano Mirella, quelli che possono, quelli che sanno. Allora Mirella si attiva, allora manda qualcuno a vedere come sta Valeria, come può aiutare Valeria. Se è il caso di aiutare, bisogna sempre guardare
anche l'altra parte della medaglia, perché delle volte, non dico a te Valeria, ma trovo delle situazioni che non sono per niente quelle che erano state descritte. Perciò Valeria, io ti prometto che quando ho finito la trasmissione lascio il tuo numero, ti chiamo e vediamo di allertare chi di dovere che venga a vedere cosa sei, perché ti sento anche che sei affannosa nel parlare, ecco, parli con affanno, perciò vuol dire che respiri male. Perciò Valeria lascia il tuo numero e poi sentiamo cosa sta succedendo a Valeria da Treviso. Grazie, sai Valeria, vedrai che oggi qualcosa succederà, chiamerò qualcuno che venga a vedere come stai e poi vedremo. Quello che però è importante, Assessore, capire questi giovani, rivolgersi a questi giovani, annoiarli meno che si può, loro non chiedono altro fin da bambini, tanto è vero perché sono curiosi. Ecco, io dico sempre, lo dico anche a Sara Cordella, quel bambino a 4 anni che ha riconosciuto la stampa di Picasso in una pasticceria, ma perché la mamma lo porta a musei, gli spiega i quadri, e a 4 anni non è che non capisce niente, come capisce, tanto è vero che il cervello è una spugna che immagazzina e poi riesce a capire l'importanza di questa stampa in pasticceria e chiama il nonno. Quanto è importante, ecco, cercare invece di unire le forze, cercando di andare oltre i leoni da tastiera, oltre questi esempi negativi, ma con gli esempi positivi. Ecco, io sono convinta che saranno i ragazzi bravi che dovranno intervenire su quelli meno bravi, prendersi le loro responsabilità, naturalmente poi accompagnati se alzano troppo l'asticella, ecco, da chi di dovere, che la legge deve fare la sua parte, assolutamente, se uno sbaglia va punito indipendentemente dai 14, 18 e 30 anni, nella maniera giusta, con i metodi giusti, ma va punito. Lo chiedono loro, sono loro che dicono che sbaglia deve essere punito. Cosa dice Assessore anche con il turismo, inserirli in più in questo ambiente? Perché io sono convinta che loro hanno anche voglia di fare qualcosa in più di quello che viene offerto. Sì, beh, sicuramente c'è del presupposto che si dice che fanno, tanto la legge non fa niente. Non è vero, perché tu quando fai qualche marachella, uno oggi, uno domani, uno dietro, collezioni e dopo sono problemi quando diventi maggiorenne e cominci a rispondere delle tue azioni. Però il problema da risolvere a monte, ecco, partendo sicuramente da giovanissimi, e là è il compito importante dei genitori nell'impegnare il loro tempo, perché è vero che siamo in un momento storico dove anche i genitori lavorano, sono via tutto il giorno, i figli sono lasciati là al caso, finiscono a scuola, se non hanno un hobby, uno sport o qualcosa stanno a bivaccare nei parchi, e questo secondo me è un errore grosso, perché ma non è che dovete andare voi di più nei parchi, scusatemi, perché io vedo anche del mondo del volontariato, sono persone che vanno a vedere, parlare con questi ragazzi, capire cosa c'è che non va. Forse bisogna che tutti quanti ci muoviamo un po' di più. La fermo un attimo, Assessore, perché abbiamo Italo Guglielmo da Padova che mi fa un piacere enorme sentirlo. Prego, Italo Guglielmo. Buongiorno a tutti, grazie per le belle parole immeritate. Comunque saluto tutti. Prego. Ecco, intanto buongiorno a tutti. Mirella, ti ringrazio per le belle parole che mi hai detto, ma non le merito assolutamente. Se me lo permetti, io vorrei dare il significato etimologico di 2 parole che sono state adoperate questa mattina. Allora, colono deriva da colono significa coltivatore, quindi quando noi diciamo che i coloni sono degli occupanti, dei militarizzati, diciamo una verità attuale, ma il colono in origine significava coltivatore, agricoltore. Seconda, la noia. Guardate che il significato primo di noia è terribile, perché noia voleva dire, derivava da un verbo latino che voleva dire avere in odio. Quindi quando noi parliamo, se fossimo consapevoli del significato delle parole, probabilmente ne utilizzeremmo delle altre, perché così facendo arrischiamo anche inconsapevolmente per noi e per gli altri di essere anche molto pericolosi.
mi scuso per la lezioncina ma non volevo fare il professore, tu sai che io ho la mania del significato delle parole, perché se noi conoscessimo il significato delle parole saremmo molto più chiari quando parleremo e la gente ci comprenderebbe meglio. Mi scuso ancora, ti ringrazio e saluto i tuoi ospiti. Grazie. Au revoir. Grazie caro Italo Guglielmi, infatti hai confermato quello che avevamo detto della parola colono, avevamo detto proprio quello che hai detto tu, ma l'importanza anche della parola noio, della parola, una nuova parola, remigrazione. Adesso ne inventano sempre una di nuovo, però se andiamo a vedere, ecco, non ne veniamo più fuori. Invece io vorrei andare a vedere questi disegni di Fortuna Loffredo e li interpreterà Sara Cordella. Andiamo a vedere. Questo ad esempio che scrittura è? Cosa vuole dire questo disegno e questa scrittura? Allora, per spiegare il disegno sì, bisogna un po' partire dalla storia. La storia di Fortuna Loffredo è una delle storie più drammatiche e anche più attuali, perché adesso abbiamo visto anche questo caso della bambina Beatrice, che è poco più piccola di Fortuna Loffredo. Fortuna era una bambina che era Fortuna solo di nome, tanto è vero che la chiamavano Chicca, ma è stata una bambina molto sfortunata che abitava in un contesto difficile, che è quello di Caivano, a Napoli, e purtroppo in un palazzo, insomma, con tutta una serie di difficoltà, ha stretto relazioni, ha conosciuto, insomma, persone che le hanno fatto talmente del male da ucciderla, da gettarla dalla finestra. Era, se non erro, il 2004 e questa bambina, insomma, era nel mese di giugno, era sulla bocca di tutti, perché insomma una bambina così piccola con un destino così avverso, insomma, è stato un caso molto importante. Lì io sono intervenuta come consulente, ero consulente della famiglia ed ho analizzato questi disegni per un motivo apparentemente molto semplice. Quando la bambina viene analizzata, quando verificano, insomma, il corpo della bambina, si scopre che aveva subito degli abusi sessuali molto importanti e molto gravi. Serviva collocare nel tempo quando sono successi gli abusi. I bambini, prima parlavamo, insomma, proprio delle caratteristiche dei bambini, non sanno dare nome a determinate emozioni, non sanno le provano, ma non sanno dar nome, non sanno che cos'è la rabbia, non sanno che cos'è l'amore, insomma, e il disegno è il mezzo attraverso il quale i bambini parlano dei loro sentimenti. Per cui questi sono due disegni che avevo analizzato della Lasciamo bambina. i disegni per cortesia, grazie. Ecco, per esempio sul primo, sull'altro disegno, la cosa che più era emersa, che poi ci ha aiutato anche a ricostruire un po' cosa poteva essere successo, era il fatto che questa bambina, quando disegnava le figure umane, quindi le persone e soprattutto le figure umane femminili, quindi le donne, le cancellava e le ridisegnava uguali. E il gesto per un bambino di cancellare ossessivamente, perché la bambina cancellava sempre quelle figure, rappresentava sicuramente un trauma rispetto alla figura femminile. Nel 2004, nel 2014, quando ho iniziato a prendere in mano il caso, un po' stupiva il fatto che una bambina abusata sicuramente da un uomo cancellasse delle figure femminili. Poi a processo nella ricostruzione si è invece capito che c'era un sistema di complicità in una coppia che abitava al piano sopra rispetto alla bambina, quindi l'uomo, diciamo, attivamente ha ucciso e ha brutalizzato la bambina e la compagna era testimone silente, non solo silente ma quasi partecipativa di tutto quello che era successo, e quindi in questo caso il disegno ci ha dato degli elementi importanti di indagine per capire cosa viveva la bambina prima
prima dell'evento, insomma, drammatico che poi le è successo. Dottoressa Cordella, quello che traspare è anche per rispondere al nostro Luciano da Desenzano, che prima portava l'esempio delle bambine che si sposano a 10 anni, ecco, poi di infibulazione. Però quando succede da noi anche l'altro giorno, questa bambina veramente ha subito di tutto di più di 2 anni, vero dottoressa? Non se ne parla. Parlo in generale naturalmente, quando tocca da vicino la persona, la figura dell'italiano, è come se qualcuno va da un'altra parte. Ecco, passa il cerino, assessore, cosa dice? Ne parlavamo prima, no? Sì. Ecco, non si parla mai di queste bambine abusate a 10 anni che diventano spose, però non si parla di quella bambina. Io non ho sentito una telefonata di quella bambina l'altro giorno di 2 anni che ne ha subito di tutto e di più. E poi la menzogna di questa coppia che cercava di far vedere che era successo tutta un'altra cosa, ma i medici non sono stupidi e hanno capito invece l'importanza di queste percosse, di questi lividi e di questi traumi. Allora tutto il mondo è paese, questa è la verità o sbaglio, assessore? Sicuramente, come ho detto all'inizio, non ci sono i bravi e i buoni e i cattivi e i maledetti di ogni nazione e ogni paese. Questi tipi di cose comunque sono cose che non sono accettabili in nessuna etnia, in nessun paese, in nessuna cosa, quindi vanno veramente, fanno rabbrividire solo a sentire queste cose, perché sentire una bambina di 2 anni così, io ho 2 bambini di 2 anni e mezzo, mi piange il cuore, mi viene già male solo a pensare cosa potrebbe aver passato. Però è vero, da una parte la politica e la parte anche dei media dà più valore a quando succede, valore in senso metaforico, in senso non perché è importante, ma dà più importanza quando questi avvenimenti succedono da una parte delle persone che magari non sono italiane e meno, però la gravità è uguale. La gravità va condannata uguale, bisogna anche denunciare di più queste cose qua, perché secondo me non c'è neanche la percezione che sono cose che succedono spesso e non è una cosa normale nel 2026, ecco. Allora andiamo a vedere, devo correre purtroppo, ma io la terrei qua, spero venga ancora, questa grafia di Luigi Chiatti. Chi non si ricorda questo nome? Questo mostro, tra virgolette, che ha fatto una cosa orribile. Andiamo a vedere questa foto e poi la spiega la dottoressa. Ecco, così riesco anche a allacciarmi velocemente al prima. In realtà, criminologicamente, ciò che è molto doloroso e ciò che è molto vicino si tende ad allontanare. Per cui, per esempio, quando parliamo di casi come la Franzoni che uccide il figlio, diventa il delitto di cogne. In qualche modo dico, è in una città e non è una persona ed è molto lontano. Lo stesso avviene per la parola mostro. Luigi Chiatti uccide 2 bambini a Foligno, non viene definito come Luigi Chiatti ma come il mostro di Foligno, e lo stesso negli anni precedenti, quando venivano uccise tutta una serie di coppie nel Fiorentino, parlavamo di mostro di Firenze. In qualche modo, quindi, quando io definisco mostro, definisco un omicidio per il luogo in cui avviene, attivo un meccanismo per cui lo allontano, e per questo faccio fatica a parlare dei bambini, tra virgolette, dei miei bambini italiani, dei miei bambini vicini di casa, perché è doloroso, perché avere qualcosa vicino implica quasi che mi appartenga. Scarico la mia rabbia da un'altra parte. Nego. È il caso di Luigi Chiatti, è un caso particolarissimo. Luigi Chiatti fino a 7 anni si chiama Antonio Rossi, ha un altro nome, un altro cognome, viene adottato da una famiglia e gli cambiano il nome e il cognome, quindi non solo prende correttamente il cognome della famiglia, ma addirittura gli cambiano il nome. Quindi troviamo un bambino che per 7 anni è stato una persona, dal 7° anno in poi diventa Luigi Chiatti. Perché è particolare questo caso? Perché vediamo, quando si va a vedere la scrittura, mi sembra Luigi Chiatti abbia ucciso i bambini sopra i 20 anni, quindi aveva un'età tra virgolette adulta. Andiamo a vedere la scrittura, non avessimo saputo che è una scrittura di ultra ventenne, avremmo pensato che
esattamente la grafia del bambino di 7 anni, che è il momento in cui cambia la vita. Questo fa capire come quando io scrivo, nella mia scrittura c'è tutta la mia storia. La scrittura è una mia biografia, è di uno stato d'animo, di come sono nato, del mio DNA, ma anche di come ho vissuto. Quindi la scrittura in qualche modo è un contenitore di me, della mia famiglia. E chi lo sa leggere capisce la persona che ha di fronte. Esatto, e questo l'ho messo perché è un caso facile da vedere, perché chiunque avesse visto questa scrittura dice è un bambino che scrive, è un bambino. E invece ha senso perché il bambino in qualche modo è rimasto fissato a quei 7 anni, al momento in cui è stato adottato e in cui è diventato un'altra persona. E invece lui è rimasto ancora quell'Antonio Rossi a 7 anni. Con una rabbia enorme. Con una rabbia enorme e con un rifiuto di tutti i primi 7 anni di vita. Lui uccide 2 bambini. 2 bambini. Per cui questo non è ovviamente una lettura assolutoria, sono fatti gravissimi, però la grafologia è uno strumento che ci aiuta a capire i perché, senza dare un giudizio, a differenza di altre scienze che sono ovviamente correttissime, ma la grafologia ci chiede il perché delle cose. E quindi la scrittura in qualche modo ci racconta quella storia e ci fa capire perché quella storia poi porta a degli epiloghi, insomma, drammatici come in questo caso. Adesso invece andiamo a vedere questa mostra. Si tiene una mostra itinerante di questa Io ci sono foto di persone diversamente agili. Hanno loro deciso questo titolo, Io ci sono, perché sono stanchi di essere invisibili. Questa mostra che è già a Ponzano Veneto, proprio di fronte al municipio, al Pala Cicogna, proprio l'entrata del municipio, e da ieri fino al 20 giugno sarà anche presso il municipio di Villorba. Vediamo l'immagine di questa mostra, andate a visitarla perché è molto importante capire l'importanza di questi volti, eccoli qua che li sta mettendo. Ecco, questo fotografo ha voluto fare questa mostra itinerante all'aperto, dove passano molte persone, dove vedono, per far capire l'importanza. Ma quello che dico alla dottoressa Cordella è l'importanza del nome, che sia scritto il nome sotto ogni foto. Ecco, l'hanno voluto loro, sono foto che veramente fanno capire l'importanza dello sguardo. Ecco, la mano parla ma anche gli occhi parlano, ma l'importanza di far capire il diverso. Ecco, Assessore, stiamo girando, siamo in 20 comuni, hanno aderito 20 comuni, andremo anche negli alberghi di Venezia, dove il direttore degli alberghi Bidinotto ha detto anche noi faremo questa esposizione. Cos'è il diverso nel 2026? Io li chiamo diversamente agili perché si muovono solo in maniera diversa, ma sono delle persone meravigliose. Cos'è il diverso? Lei sa benissimo l'importanza di questa parola, anche lei si sarà sentito diverso a un certo punto. Ma penso nel 2026 il diverso è quello che non accetta il diverso. La persona che pensa di essere lui. Le foto per cortesia, grazie, prego. Il diverso è quella persona che ad oggi pensa di essere il migliore dell'altro e superiore all'altro. Secondo me è quello il diverso, perché ormai in un mondo globalizzato tutte sono risorse, tutte sono persone che possono contribuire alla società, nella testimonianza anche di questo bellissimo progetto, e ognuno prende il suo spazio, ecco, quindi la parola diverso è anche scomoda, penso che è da usare, ecco, quindi chi non l'accetta è lui il diverso, secondo me. Un'altra domanda che volevo chiedere: questa mostra è organizzata soprattutto dall'associazione La Voce di Lisa, che è una ragazza che adesso ha 18 anni. Questa famiglia ha adottato questi 3 fratellini per non dividere. Purtroppo Lisa non parla, sente ma non parla. La mamma si ostina, la famiglia si ostina a dire: mia figlia non deve frequentare un CEOD, ha solo bisogno della lingua dei segni. Ecco, quanto importante è per lei che capisce la scrittura, la grafia, ma anche la lingua dei segni per trasmettere, per parlare, perché giustamente lui diceva l'arabo non si può, ma allora anche la lingua dei segni. Può capitare a tutti di star male e di poter adoperare questo importante modo di esprimersi. Cosa dice? Ma perché facciamo così fatica a
fare le cose necessarie? Allora, io penso, da grafologo ho fatto tutta la vita, come dire, a sostenere la comunicazione. Quando parlavamo prima della lingua araba, per esempio, io che mi occupo di grafologia da tribunale, quindi di attribuzione anche di scritti, ho dovuto studiare moltissimo, non tanto la lingua araba come lettura, ma come formazione, cioè come si forma. Per esempio, ho imparato che l'arabo ha solo il corsivo, non ha lo stampatello, e ho dovuto imparare proprio come mentalmente si crea il segno, perché succede che molti arabi possono avere bisogno del grafologo per la firma, e lo stesso dico per il linguaggio dei segni, cioè noi dovremmo essere universalmente messi nelle condizioni non solo di comunicare, ma anche di comprendere chi comunica con noi, e quindi veramente ci vuole una cultura che insegni l'importanza della conoscenza delle culture diverse e delle modalità di comunicazione diverse. Io sono veneziana, abito a Venezia e penso Venezia sia stata la città più aperta, insomma, al mondo, e che veramente nel nostro DNA deve esserci la volontà, più che di diversità, a me piace come dire di conversione. Diversione quando ci si allontana, convergenti è quando da parti diversi arriviamo allo stesso punto. Allora io devo ringraziare il sindaco di Villorba, Francesco Soligo, che ha detto questa lingua dei segni, ecco, io mi adopererò perché venga inserita nelle scuole, ci credo molto, per dare risposta anche a questi genitori che veramente ce la stanno mettendo tutta. Io ringrazio l'assessore Mohamed Anoush di essere stato con noi, assessore al commercio e al turismo di Pieve di Soligo, grazie alla dottoressa Sara Cordella, scrittrice e grafologa. Vediamo se riusciamo a vedere anche un libro, se vediamo, ce la facciamo, no, non ce la facciamo, ma la inviteremo ancora. Grazie. Andiamo a vedere il vostro assegno. Ciao grande famiglia, siamo a Ponte di Piave, in via Piave, e stiamo trovando Cosima, che voi avete già conosciuto. Guardate che desolazione. Qui c'è una marea di fango. Sei in divisa da lavoro, Cosima? Divisa di lavoro. Divisa da lavoro, a voi tocca. Allora, tu mi dicevi, Cosima, guarda Mirella, immondizie, qui non si fa vedere nessuno. Infatti, sono venuti solamente una prima volta e da allora non stanno venendo più. Cosa vuoi dire, Cosima? E più o meno io dico, non soltanto non ci date una mano, ma almeno fate il giro per vedere la spazzatura che c'è, così la togliete. Cosa ci deve venire con un'epidemia? Guardate i cumuli di fango che ci sono anche qua. E c'era anche qua, però l'abbiamo tolto io, mia figlia e mio cognato con la pala. Quanti giorni sono passati? Una settimana che stiamo pulendo. Guardate che desolazione. L'acqua arrivava fino al primo piano. Ciao Elisa. Buongiorno. Guardate il fango che c'è. Stanno ancora spalando fango. Qui cosa c'era, Elisa? Era il garage grande dove c'erano tutti gli attrezzi elettrici di papà. Perciò avete rovinato tutto? Tutto, ha preso anche il sopra. Questa era anche una bella casetta perché si vede quello che è rimasto, insomma. E guardate adesso che desolazione. La stufa sta 24/24 accesa. I muri sono stonfi d'acqua. Guardate, hanno tolto il fango ma è rimasta l'acqua. Cosa vuoi dire? Niente, ci dispiace tanto dopo tanti sacrifici che abbiamo fatto. Quanti anni è che vivi qua? 4 anni sono, 4 anni. E tuo marito l'aveva rimessa, diciamo, Sì, era una reggia. Chi la vedeva perché ci stava l'orto, ci stava, diciamo, l'erbetta, tutti i giochi per i bambini. Bello, una bella casetta. Sì, una bella casetta. E ora ti piange il cuore solamente a vederlo, guarda. Allora, hanno anche telefonato Cosima, se avete bisogno di qualsiasi cosa poi me lo fai sapere, mi farei una lista, in maniera sì, perché adesso poveretti anche loro cosa volete. Va bene. Salendo queste scale qua si va al primo piano, dove c'era la camera di mio figlio, che qui anche è una brutta cosa che tutto il parquet si è sollevato. Noi abbiamo cercato di buttare quasi tutto, c'è rimasto solamente questi mobili qua. Manca il letto, i comodini, l'attaccapanni e via.
il parquet è tutto sollevato, il congelatore è da buttare via. È tutto pieno d'acqua. Qui vedete tutto pieno da voi, non so se riusciremo con le telecamere a farvi vedere, proprio c'è ancora l'acqua. Io ti aspetto giù prima, che queste sono altre due camere. Una camera da letto di mia figlia, che sarebbe questa, che ci sta il parquet che è sollevato. Elisa è piena di fango, guardate. E anche Cosima. Allora Cosima, io penso che le parole non servono più, servono i fatti. Sì. I fatti sono questi che vi facciamo vedere. È mai possibile vivere in queste condizioni? Queste famiglie dove andranno? Con quali soldi? Non lavorano, Elisa deve ancora trovare un lavoro, Cosima non lavora, fa qualche lavoretto ma niente di più. Il marito? Il marito diciamo lavora all'asfalto 80, però anche lui non tanto sta bene, la verità, ho anche avvisato gli altri per poterci dare una mano, però ancora vediamo. Comunque per andare via anche da qua, perché questo ormai è il vostro intento, qui non potete più stare. No. Allora noi ti diamo un assegno intanto Cosima, questo è l'assegno della grande famiglia che servirà intanto a farvi respirare un pochino. Poi sai che io ci sono, qualsiasi cosa tu mi chiami perché ve lo meritate veramente. Questa è gente che non aveva mai chiesto niente prima, neanche una penna, e non era giusto lasciarla in queste condizioni. Noi siamo presenti, ci siamo, arriva il Natale e noi dobbiamo fare tornare il sorriso a queste povere famiglie che avevano proprio impiegato tanto dei loro sacrifici per rimettere a posto queste casette, ed erano delle belle casette. Adesso loro non rimarranno più qua perché non è possibile vivere in queste condizioni nelle golene di questo meraviglioso fiume Piave, ma che quando si ingrossa diventa un mostro. Cosima, cosa vuoi dire alla grande famiglia di Rete Veneta? Io vi ringrazio tanto con tutto il mio cuore, non so cosa dirvi altro. Vi ringrazio e apprezzo tanto il vostro interessamento per noi e anche per altre gente come me. Grazie tanto. E tu Elisa? Ringrazio tutti, siete gentilissimi. Guarda, mi raccomando, non mollare, perché ti vedo un po' poverina. Lei veramente, quanta paura avevi preso? Tanta. E con questa tanta paura noi vi lasciamo alla prossima settimana.